Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta. Vi ricordo subito che alle 12 oggi il presidente Zaia farà la conferenza stampa da Palazzo Balbi per fare un po' il punto della situazione, per dare anche gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i contagi. Vi ricordo che già ieri aveva detto che per le prossime 2 settimane dovremmo rimanere in zona gialla, anche se i contagi comunque continuano ad aumentare. In primo piano anche però l'elezione del Presidente della Repubblica, perché le incognite sul nome, sul prossimo Presidente sono ancora tante, ma una certezza però adesso c'è: tra qualche settimana si voterà per l'elezione. Il Presidente della Camera, Roberto Finco, ha comunicato la data dell'inizio delle votazioni. Si andrà alle urne lunedì 24 gennaio alle ore 15, data in cui è stato convocato il Parlamento in seduta comune. L'avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. E sulle modalità però delle votazioni al momento non è stata presa ancora nessuna decisione. Si sta ragionando sull'adozione di misure anti-Covid, così da evitare assembramenti davanti alle urne e ridurre dunque i rischi di contagio. Questa dunque è la notizia, però vi presento immediatamente l'ospite che ho qua in studio. Ormai insomma la conoscete, Paola Roma, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, vi ricordo sempre alle 12 conferenza stampa del presidente Zaia da Palazzo Balbi. Partiamo però da una iniziativa che è partita dal Trevigiano e come comune capofila è stato Zero Branco, quella di decidere di fare dei tamponi nel municipio, un po' per agevolare ai bambini, un po' per agevolare le famiglie e un po' per sgravare anche la situazione ormai dell'assembramento che c'è stato veramente sull'assalto che c'è stato sui Covid Point un po' in tutta Treviso. Sì, ci sono anche altri comuni poi che hanno aderito. Allora è partita appunto da Zero Branco la sperimentazione che è stata fatta, è stata portata all'attenzione della conferenza dei sindaci proprio il 29 di dicembre e da lì con il direttore generale, il dottor Benazzi e il dottor Rigoli, si è provveduto poi ad aprirla appunto a tutti quanti i comuni della provincia di Treviso, che hanno risposto 64 ma anche in forma agglomerata. Vado a spiegare che alcuni comuni hanno magari l'istituto comprensivo insieme e quindi si sono associati, quindi dobbiamo dire che più di 2/3, perché sostanzialmente anche nelle altre sedi, per esempio Casier, ci sono già i Covid Point proprio collegati ai ragazzi e quindi non hanno aderito perché hanno già un servizio. Quindi tutta la provincia ha aderito a questo tipo di intervento che, ripeto, essere in sperimentazione. Ringrazio tutti i sindaci perché questo significa andare proprio a modificare le varie modalità di intervento, essere flessibili come amministrazioni. Il comune di Zero Branco proprio è partito con questa sperimentazione. Le fasce a cui si rivolge appunto sono quei ragazzi proprio relativi ai tamponi scolastici e quindi alle loro famiglie, quindi collegati al ragazzo, alla famiglia, sia dei ragazzi dell'infanzia, delle scuole primarie ma anche delle scuole superiori e delle secondarie di primo grado e anche appunto alle persone fragili, quindi qui parliamo proprio anche di quei ragazzi in assistenza scolastica che vengono anche già assistiti dai nostri servizi oppure proprio dalle persone con fragilità e quindi andiamo a parlare della situazione proprio della disabilità. In questo caso proprio tutte le amministrazioni hanno dato l'adesione in questo progetto che parte appunto con una necessità di acquisire adesso la strumentazione e dalle prime strumentazioni che arriveranno poi aggiungere sulla base dei 3 distretti proprio i comuni che partiranno per primi e a seguire. La formazione viene fatta come nel caso di Zero Branco proprio dall'azienda sanitaria stessa e così anche poi l'attività che viene fatta è svolta proprio da volontari che sono gli infermieri, gli OS e i medici e i pediatri che si sono messi a disposizione. Quindi degli stessi comuni. Degli stessi comuni, quindi i sindaci oltre ad aver dato l'adesione, diciamo che è stata data entro il 31 del mese di dicembre ma aperta anche fino a ieri proprio per aggiungere anche gli altri colleghi che volevano insomma aderire e hanno trovato la disponibilità perché dovevamo anche trovare la disponibilità di medici e pediatri e sostanzialmente anche di infermieri OS che a titolo volontario venissero a darci una mano oltre che della struttura che chiaramente ovviamente sarebbe dell'amministrazione comunale. Ecco, in pratica come avviene? Cioè il comune aderisce e che cosa succede? Il comune aderisce adesso con le nuove linee guida che sono anche state date a livello proprio dei tamponi. Con il dottor Rigoli si stanno facendo appunto l'appunto della situazione proprio per modificare la procedura. Verranno date queste strumentazioni ai comuni attraverso le quali appunto procederanno come nel caso di Zero Branco a fare i tamponi proprio all'interno delle sedi comunali che verranno individuate di volta in volta dai sindaci. Verrà immediatamente inserito all'interno della programmazione e quindi poi refertato con l'esito
l'esito del tampone che poi viene dato immediatamente, con le strumentazioni che appunto stiamo parlando appunto di seconda generazione, quindi con questi appunto strumenti che stiamo andando ad acquisire per dare la disponibilità appunto a tutte le amministrazioni. Ecco, dicevi quanti comuni 64 comuni anche in forma aggregata, e quindi parlo per esempio di 3-4 comuni che magari hanno l'istituto comprensivo insieme. Diciamo che quasi tutta la provincia è stata coinvolta, tranne appunto quei luoghi dove già si fanno i tamponi o ci sono diciamo i Covid point, ma per esempio anche Treviso ma anche Oderzo, nonostante hanno la sede del Covid point, comunque hanno dato la disponibilità per poterlo fare anche proprio riservato a questa fascia. Ecco, per le famiglie che ovviamente adesso lo chiederanno, è quando è che partirà effettivamente? Noi stiamo attendendo la tempistica appunto per avere la strumentazione, dopodiché si partirà anche alla luce delle nuove regole, delle nuove modalità operative che verranno appunto individuate anche a livello ministeriale, proprio per quanto riguarda poi i tamponi proprio di uscita rispetto a questo. Sicuramente è un'attività di volontariato, lo specifichiamo bene, che viene fatto appunto sia dagli OSS che dagli infermieri, ma anche dai medici e dai pediatri, che ringraziamo, ed è un proprio prendersi cura anche da parte loro delle nostre comunità, con un servizio che appunto vada nelle fasce più deboli e soprattutto a dare delle risposte appunto alle famiglie. Magari si vedeva, come nei servizi che abbiamo visto anche gli altri giorni, insomma code con cui una mamma magari con 4 bambini doveva attendere diverse ore, quindi in questa situazione insomma la flessibilità delle amministrazioni è stata fondamentale, e la sperimentazione di Zero Branco è stata molto importante perché ha permesso poi di proporlo a tutti quanti con già una linea guida di partenza. Ecco, fra l'altro hai parlato di volontariato, e insomma volontariato che è sempre presente, lo ricordiamo, perché senza di loro sarebbe stato difficile davvero affrontare tutta la situazione, perché sono stati presenti anche e soprattutto nei centri di vaccinazione, nei centri tamponi, e nel centro di vaccinazione ad esempio a Treviso, sì, sicuramente sempre in prima linea loro. Sempre in prima linea, quindi ringraziamo sia la Protezione Civile ma anche i Rotary per l'importante lavoro che stanno facendo. Ovviamente l'abbiamo visto come anche grazie alla vostra informazione abbiamo potuto avere più volontari anche nella sede di San Vendemmiano, dove appunto è stata aperta l'ultima sede vaccinale. Chiediamo ulteriormente la disponibilità di, qualora ci siano persone che a titolo di volontari potessero dare una mano anche per la zona nuovamente di Treviso, perché insomma è quella che giustamente ha avuto il carico di lavoro, che è sempre stata aperta rispetto a questo, per poterne avere ancora degli altri. Quindi chi dovesse essere interessato, oltre al punto di riferimento che è appunto l'URP dell'azienda sanitaria, ma anche direttamente scrivendo la mail westpointcovidrotary2060.org, dare la propria disponibilità per diventare volontario, quindi aiutare nell'accompagnamento le persone all'interno dei centri vaccinali, come il Rotary sta già facendo, e ringraziamo non solo loro ma anche tutte le nostre associazioni dei nostri territori che si sono messe a disposizione assieme alla Protezione Civile ma anche ai Carabinieri in congedo. Ecco, c'è qualche caratteristica per chi volesse dedicare qualche ora, insomma? Semplicemente avere del tempo da dedicare alla propria comunità, alle comunità anche limitrofe in questi centri vaccinali, quindi avere del tempo a disposizione da donare agli altri, proprio in questo senso di gratuità e di aiuto in questa emergenza sanitaria. Tra l'altro ricordiamo che domani ci sarà anche la decisione da parte del governo su temi importantissimi, quale proprio la vaccinazione obbligatoria per i lavoratori, quindi tutti i lavoratori in genere, e anche per quanto riguarda la scuola. Ancora ci sono molte incertezze, Paola, perché si parla di qualcuno che dice spostiamo di 10 giorni, qualcuno che dice al primo positivo i ragazzi non vaccinati dovrebbero stare a casa, anche se il Presidente, lo ricordiamo ieri, ha detto che sarebbe una discriminazione, quindi che il Veneto non adotterà questo sistema, però c'è tutto un tema sulle scuole che è in fermento. Ci sono molte ancora cose da decidere. Il 10, lo ricordiamo, dovrebbero rientrare i ragazzi a scuola, ci stiamo avvicinando al 10 e ancora però ci sono ancora molte incertezze. Sì, come diceva appunto il Presidente Zaia, però è necessario cercare che i ragazzi siano in presenza. Lo abbiamo vissuto anche attraverso gli interventi vari che abbiamo fatto anche sul campo dell'adolescenza come conferenza dei sindaci e quindi nei diversi comitati, come sia necessario che venga ripresa in presenza l'attività dei ragazzi. Quindi si sta facendo di tutto riguarda anche il trasporto scolastico, che poi, come sapevamo appunto Daniela, c'è quella situazione appunto dei due allegati che parlano appunto del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico, sui quali insomma diventa fondamentale anche per le nostre amministrazioni per dare anche una risposta ai ragazzi.
ragazzi, poiché insomma, sono state messe da parte dei comuni diverse misure, tra cui un'implementazione degli autobus proprio collegati alla fascia delle classi dell'infanzia piuttosto che delle primarie, proprio per tenere il distanziamento, piuttosto che altre attività che sono state poste in essere per dare delle risposte sempre maggiori appunto ai genitori e quindi dare ai ragazzi la possibilità di essere in presenza. Sicuramente sono situazioni particolari che diventano importanti anche per noi, perché al di là del tema poi della ripresa abbiamo anche tutta quella fascia di persone con disabilità e quindi quella fascia di assistenza scolastica che già diamo noi un intervento con l'intervento appunto degli OSS, che appunto adesso stiamo aprendo con la Regione Veneto anche ad un intervento da parte degli educatori. Ecco, io sto guardando intanto, monitorando il video, perché se la regia lo manda in onda, ecco, si sta preparando la conferenza stampa del Presidente Zaia da Palazzo Balbi, quindi siamo in attesa di sentire il Presidente che darà ovviamente il bollettino classico, il bollettino regionale con i contagi. Intanto noi andiamo avanti fino a quando non arriverà il Presidente Zaia e cederemo la linea al Presidente. Abbiamo parlato anche di tematiche per quanto riguarda il sociale, ci sono delle novità. Sì, sicuramente, e io ringrazio veramente l'assessore Lanzarin per l'importante sperimentazione che sta dando con la DGR, che è stata approvata proprio il 15 di dicembre da parte della Giunta regionale del Veneto rispetto all'assistenza scolastica. Era stato appunto richiesto la possibilità che rispetto a una circolare del 1993 dove inseriva le figure degli OSS, degli operatori sociosanitari, per rispondere alle necessità di ragazzi che abbiano disturbi comportamentali come ADHD, DSA o disturbi correlati con appunto con mobilità, con l'autismo, ci fosse la figura della presenza di un educatore. Ricordo che l'assistenza scolastica viene pagata in tutti i bilanci da parte dei comuni all'interno dei comitati dei sindaci e in generale della conferenza dei sindaci, quindi è una quota che va proprio destinata a questi ragazzi che vengono certificati e che quindi hanno diritto a questo tipo di assistenza scolastica. È stata data il via libera da parte appunto della Regione a questa sperimentazione nei vari distretti della figura degli educatori, quindi delle figure nuove, diverse, che possono appunto attivarsi in questo tipo di intervento proprio per fare attività di prevenzione anche rispetto a una situazione che sta vivendo appunto il minore. Questa è un'apertura importantissima che la nostra Regione ha fatto e sicuramente come distretti lo affronteremo nei prossimi giorni. Porto l'esempio del distretto di Treviso, sarà già il giorno 11 dove appunto interverremo con questa modifica, con questa pianificazione. Ricordo che appunto i fondi anche per l'educatore vengono utilizzati con i fondi dei comuni, quindi verrà appunto pagato all'interno di questo, ma già questa apertura dà un'importanza nella sperimentazione di questa nuova figura e diventa fondamentale, perché come vediamo di OSS abbiamo la necessità non solo nei centri servizi, non solo in quell'attività che appunto anche nei centri della disabilità, ma soprattutto lo abbiamo anche nella necessità di fare un'attività proprio di prevenzione, di educazione ai ragazzi proprio in queste situazioni particolari. Sempre di più vede appunto i comitati ma anche la conferenza dei sindaci impegnati in questo tipo di sperimentazioni e la Regione Veneto appunto con l'assessore Lanzarin, che ringrazio, ha dato avvio a questa sperimentazione che finalmente possiamo iniziare all'interno dei nostri distretti. Ecco, una cosa che sicuramente interesserà anche molte persone è che saranno avviati anche dall'Azienda Zero dei concorsi. Sì, sicuramente sono già stati è già uscito da parte di Azienda Zero un bollettino dove appunto saranno aperti sia per la parte degli infermieri ma anche per la parte di OSS, quindi viene indetto nelle varie aziende sanitarie. Nella nostra azienda sanitaria in particolare nel numero di 50 verrà indetto il bando appunto a breve, proprio per una necessità di avere questo tipo e questa tipologia di figure. Notiamo dall'altra parte sicuramente la necessità che anche nei centri servizi ci siano queste figure, cosa che è diventata fondamentale nell'intervento che già per il nostro territorio è stato fatto dal nostro parlamentare Paolin, per quello che è stata l'intervento proprio per quanto riguarda le OSS, di avere una proroga dello stato di emergenza per avere queste persone che arrivano da altri paesi e che possono continuare perlomeno fino al prossimo anno questo tipo di intervento proprio sul nostro territorio, per dare anche una continuità e una necessità di avere questo personale sul nostro territorio. Diventa fondamentale perché di infermieri come di OSS ne abbiamo assoluta necessità e quindi credo che questo diventi importante anche per le persone che si vogliono avvicinare appunto a questo tipo di formazione. Ecco, una notizia che è apparsa oggi ed è un'intervista che ha fatto il Presidente Zaia ad un quotidiano nazionale che dice: tifiamo tutti per la ripartenza, ne parlavamo prima Paola, per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio. Quindi questa ipotesi di dover rinviare a causa dell'aumento dei contagi, ricordiamo aumento che c'è stato costante e importante in questi giorni, fra l'altro sia tutti i direttori generali sia il Presidente Zaia ha detto
quello che succederà dopo le festività natalizie, dopo il Capodanno, lo sapremo intorno al 7-8 di gennaio, perché arriveranno eventuali nuovi positivi qualora ci fossero stati, insomma, festività magari poco responsabile, ecco, possiamo dirlo così. Dice il presidente Zaia, una simile decisione ovviamente è auspicata dalla regia nazionale, ci vuole l'onestà intellettuale per avvisare i cittadini, argomenta il governatore, se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l'ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo. Dunque rimane ovviamente questa spada di Damocle in testa, perché se i dati non rientrano la situazione, insomma, potrebbe essere questa, lo scenario essere questo, cioè non si rientra al 10 ma più avanti, si spera di no. Sì, si spera sicuramente di no, anche perché una serie di attività anche che sono state anche concordate, sono state sospese, lo pensiamo rispetto a quelle feste che venivano fatte in piazza, piuttosto che a quell'attività della tradizione collegata ai pane e vin, che ha visto tutti quanti metterci anche insieme cercando di dare appunto per la maggior parte una risposta collettiva rispetto a questo, anche perché si sarebbero ingenerate situazioni di assembramento in altri contesti che le avessero procurate, quindi sicuramente si sta facendo un po' di tutto per creare, insomma, delle situazioni, soprattutto per permettere appunto una ripresa in maniera idonea appunto della situazione scolastica. Sicuramente quello che è anche il progetto che stiamo facendo rispetto ai tamponi nei comuni diventa fondamentale, perché poi quando avremo questa strumentazione sicuramente saremo poi pronti anche per affrontare qualora ci potessero essere degli sviluppi successivi o futuri, ma abbiamo già rodato una modalità operativa, ma soprattutto abbiamo anche le strumentazioni per poter intervenire. Ecco, parlavamo prima del sociale, il PNR un po', diciamo, lancia il sociale da questo punto di vista? Sì, sicuramente con l'assessore Lazzarin, che appunto ha spiegato come siano poi gli ambiti territoriali quelli che dovranno inviare poi le varie manifestazioni di interesse. Nel nostro caso appunto nei 3 territori c'è l'ambito di Treviso, l'ambito di Conegliano e l'ambito di Castelfranco. Sicuramente questo diventa un'attività in collaborazione con la conferenza dei sindaci, perché queste strutture presenti che verrebbero a essere evidenti sul nostro territorio diventa fondamentale poi anche una pianificazione rispetto a quelli che sono i piani di zona che ricordo è stato prorogato fino al termine di quest'anno, quindi dell'anno 2022, e che quindi permette anche poi di avere delle impegnative collegate proprio perlomeno nell'area rispetto alla disabilità e proprio in questa situazione particolare che vede appunto noi sindaci andare ad esplicare, grazie appunto ai nostri tecnici e agli assistenti sociali, che non smetteremo mai di ringraziare non solo i nostri comuni ma anche dell'azienda sanitaria, e a chi come a livello politico e quindi a tutti gli assessori e i sindaci sono impegnati nei tavoli proprio suddivisi tra i vari ambiti. Parliamo di una missione molto importante, perché va a declinarsi sia per l'area minori, che appunto andrà ad includere tutti quanti gli ambiti territoriali del Veneto, ma sicuramente troviamo delle importanti sperimentazioni che possono sicuramente riguardare anche quei servizi di integrazione lavorativa che potrebbero essere inseriti all'interno di questo, ma tutta quell'area che riguarda poi la povertà e inclusione sociale con le stazioni di posta, piuttosto che interventi proprio di housing. Situazioni importanti che diventano fondamentali proprio perché dobbiamo avere delle progettualità che già sono anche in alcune situazioni già pronte all'interno dei tavoli di piani di zona, e che quindi ha permesso alla nostra azienda sanitaria, che non si è mai fermata rispetto a queste progettualità, di riprendere in mano e quindi continuare questo tipo di attività. Sicuramente la tempistica è veloce, perché entro il 21 va inviato appunto alla Regione del Veneto da parte di tutti gli ambiti questo tipo di progettualità che verrebbero ad esplicarsi, che ricordo essere anche in tutta quella situazione proprio anche di cura della domiciliarità, quindi di quella cura della persona anziana anche a domicilio, quindi un'implementazione anche di quell'attività che già viene anche erogata dagli sportelli ADUVA che ci sono sui vari territori dei 3 distretti, che tutta quell'assistenza anche collegata con il terzo settore, quindi con una coprogettazione col terzo settore che diventa fondamentale. Per il giorno 21 vanno intanto inviate le manifestazioni di interesse suddivise proprio per gli ambiti, ed è necessario proprio in questa situazione cercare poi di esplicare, per quello che riguarda questa nuova modalità insomma di coprogettazione, tutta questa attività che ci tiene ovviamente collegati al terzo settore, che diventa poi fondamentale per dare le risposte ai territori.
E io non so se abbiamo ancora qualche minuto, perché vedo che il Presidente ancora deve arrivare, perché ovviamente sapete che prima della conferenza stampa ci sono anche tutti i tamponi ai giornalisti e a tutte le persone che devono entrare a Palazzo Balbi, questo per garantire sempre la sicurezza ovviamente di tutti, e quindi probabilmente ritarda qualche minuto. Non so se riusciamo magari a vedere insieme a Paola il servizio di ieri proprio del governatore Zaia, che aveva annunciato che per le prossime 2 settimane il Veneto sarebbe rimasto in zona gialla, e poi ha parlato anche, ha dato un aggiornamento della diffusione di Omicron. Se riusciamo a mandare in onda il servizio, poi se vediamo il governatore ovviamente torniamo in studio e cediamo la linea. Io vi dico, il mio pensiero non è un fatto politico, penso veramente che mandare in DAD i bimbi non vaccinati in un regime nel quale, regime vaccinale, piano vaccinale, non vi è l'obbligatorietà, sia discriminatorio, punto. Si smarca dalla proposta fatta al governo il 31 dicembre scorso dal coordinatore delle regioni Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, quella di mettere in DAD solo gli studenti non vaccinati nel caso di 2 positività in classe. Nessuna dietrologia politica, avverte il governatore, solo la necessità di non creare nuove tensioni e disparità all'inizio di un anno già carico di interrogativi. Questa è la linea, tra l'altro, della Società Italiana di Pediatria. Spesso sono bimbi di genitori vaccinati. Quindi si rischierebbe anche di fare un mix di conflitti sociali che poi diventano trasversali, diciamo, in maniera anche atipica, se volete, no? Quindi io eviterei di aprire un altro fronte. Per evitare comunque il caos a quarantene, con il rientro in classe il 10 gennaio, la Regione del Veneto nei prossimi giorni presenterà all'esecutivo una sua proposta, una via che si augura il Presidente possa essere adottata a livello nazionale e sulla quale ancora non si sbilancia, solo qualche indizio. Non possiamo anticiparla oggi, nel senso che di modifica di regole, la proposta di modifica di regole rispetto alle quarantene, alla durata delle quarantene e di chi dovrà fare quarantena rispetto alla situazione vaccinale. Più in generale resta un contagio diffuso su cui incide sempre di più Omicron e la sua ormai conclamata maggiore diffusività. Quelli del pranzo di Natale già ci siamo ritrovati il 28 e il 29 direttamente ai punti tampone con sintomi, quindi è molto veloce. E di questo c'è evidenza anche nelle acque reflue, come evidenziato da uno studio condotto proprio dalla Regione Veneto. Prima in Italia, dal 5 dicembre nelle fogne è stata trovata la variante Omicron, una presenza in crescita esponenziale, tanto che ad oggi è all'80% nei campioni di virus riscontrati e sequenziati. Un contagio che cresce quindi meno proporzionalmente ai ricoveri, che continuano a interessare soprattutto pazienti non vaccinati, in particolare in terapia intensiva. Pressione ospedaliera dunque ancora sotto controllo e che sembra allontanare, ma non troppo, l'arancione. Ragionevolmente almeno 2 settimane le faremo in assoluto, si spera, giallo. Dunque abbiamo sentito il Presidente Zaia, io sto continuando a monitorare perché ormai mancano davvero pochi minuti alla conferenza stampa di oggi, ma volevo chiedere prima, insomma, di lanciare la linea proprio al Presidente Zaia, ieri è stato detto, insomma, l'Omicron, un virus che è stato trovato anche nelle fognature. Com'è possibile questo? Che viva nonostante... Sicuramente nelle analisi e nelle campionature che vengono fatte da parte dei tecnici diventa chiaramente, come lo declinava anche la dottoressa Russo ieri, una modalità ispettiva che è fondamentale, nel senso che è chiaro che può avere questo batterio una vita molto più ampia di quella che normalmente si previene. Non diciamo nulla di strano, perché anche nelle analisi che normalmente vengono fatte nei nostri territori da parte dell'azienda sanitaria, anche rispetto alle analisi collegate all'acqua piuttosto che ad altri tipi di analisi, diventa appunto fondamentale andare a fare questa attività ispettiva. Lo ricordo perché è una delle attività che i tecnici della prevenzione sono impegnati quotidianamente, come sono impegnati quotidianamente anche in tutta quell'attività che riguarda anche poi le vaccinazioni, perché lo ricordiamo che comunque il Dipartimento di Prevenzione segue anche tutta questa attività ispettiva, che non è appunto solamente dare
questo tipo di risposta con il SISP, ma è tutta quell'attività preventiva che va anche dalla vigilanza, dalla sorveglianza, in questo caso anche in combinato con ARPAV, piuttosto che quell'attività che viene anche fatta a livello proprio dei servizi veterinari, piuttosto che, ripeto, è un'attività, quella del Dipartimento di Prevenzione, che chiaramente diventa fondamentale per dare tranquillità e sicurezza a tutti i nostri cittadini. Porto l'esempio proprio di quelle che anche l'attività di pascolo che vediamo anche in questi giorni avere nei nostri territori, e ne parlo proprio perché abbiamo anche l'area golenale con questa situazione, che diventa un'attività di sorveglianza nella quale sia i nostri uffici che anche l'azienda sanitaria devono autorizzare questo tipo di attività, ancorché passando per proprietà privata poi sia il privato chiaramente a non far passare questo tipo di gregge eccetera. Però quelle che sono le attività proprio del Dipartimento di Prevenzione sono tra le più svariate, quindi anche questa tra tutte le altre, perché poi non dimentichiamo anche quelle in combinato con ARPA, che diventano poi quelle di osservanza di campi elettromagnetici, piuttosto che tutta l'attività appunto di sorveglianza ispettiva che viene fatta normalmente, e il supporto anche alle aziende, perché non dimentichiamo che il Dipartimento di Prevenzione si sta trovando a dare appunto risposte anche alle aziende con situazioni anche di positività al loro interno, piuttosto che non dimentichiamo quando eravamo chiusi nelle riaperture quali erano i requisiti. Quindi credo che il lavoro importante fatto dalla nostra azienda sanitaria, ringrazio il direttore dottor Benazzi, ma anche il dottor De Rui per il Dipartimento di Prevenzione e tutti i suoi collaboratori, dai tecnici della prevenzione ai vari che lavorano all'interno del SISP, quindi agli assistenti sanitari, tutti, credo che sia un'attività davvero di squadra molto importante. Fra l'altro Paola, noi parliamo tanto del Covid, ma è partita anche l'influenza, o comunque sintomi influenzali, virus influenzali. Esattamente, cosa che appunto l'anno scorso non abbiamo potuto vivere, la stiamo vivendo adesso, e che quindi chiaramente porta tutta un'altra attività proprio di verifica e di sorveglianza anche in questo campo, che diventa fondamentale, perché appunto diventano appunto dei dati da raccogliere, da verificare come si sta sviluppando anche quest'anno anche sulle fasce più deboli della popolazione. Parliamo anche degli anziani, che sono stati poi quelli che si sono anche sottoposti alla vaccinazione per primi anti-influenzale, ma anche alla fascia dei ragazzi, che non dimentichiamo l'hanno fatta anche loro, proprio grazie anche alla disponibilità dei pediatri, che insomma ci hanno dato una mano rispetto a questo tipo di intervento. Quindi sicuramente ci troviamo anche ad avere perlomeno dei dati quest'anno che ci permetteranno anche di avere un esempio, perché il prossimo anno diciamo non l'abbiamo proprio vissuta l'influenza. Certo, non l'abbiamo vissuta perché l'anno scorso, lo ricordiamo, eravamo in lockdown, quindi era abbastanza difficile il passaggio dell'influenza da persona a persona, e quest'anno invece c'è. Si sa com'è andata la campagna vaccinale, perché ovviamente facendo il vaccino anti-Covid alcune persone magari hanno preferito non fare l'anti-influenzale, che erano due cose completamente diverse, lo ricordiamo. Sì, è andata bene, nel senso che ha coinvolto sia quelle pazienti fragili che comunque si sono rivolti, ma poi anche stata quell'attività che anche le farmacie hanno erogato per chi privatamente riteneva di non farlo all'interno dei centri vaccinali, ma di andare appunto ad avere questa risposta anche nelle farmacie, che ringraziamo. È stata molto importante, è diventata anche fondamentale proprio come campagna, a livello di campagna che è stata fatta qui ai cittadini. Ecco, io vedo il presidente Zaia, lo vedo, se lo facciamo vedere subito, si sta avvicinando, probabilmente forse si sta avvicinando ai microfoni, vediamo se inizia la conferenza stampa, ormai davvero manca pochissimo, quindi eccolo qui, il presidente Zaia, lasciamo la linea al governatore. Buongiorno, ci siete tutti? Buongiorno. Qua con l'audio siamo a posto oggi? Posto, perfetto. A parte il fatto che ieri scrivevano anche che sentivano bene. Diverse scuole di pensiero, comunque con il telefono abbiamo risolto adesso. Ho ricevuto un messaggio, il messaggio era Boyon, ok. Da Boyon, ok, si diceva l'audio. Possiamo anche chiudere qui ragazzi, Grazie. Sì, se no. Esatto. Pronti? Via. Intanto grazie di essere qui oggi. Peraltro oggi è una giornata cruciale perché avremmo, anzi in corso, la commissione salute delle regioni. C'è l'assessore Lanzarin che come assessore la sta seguendo. Alle 14 avremo l'incontro tra presidenti, anche perché siamo ormai alle battute finali rispetto a quello che è il D-Day, no? L'apertura delle scuole, che è il 10, e quindi è inevitabile che il dibattito in queste ore sia un dibattito molto più, diciamo, importante, ma dopo ne parleremo. E intanto vorrei darvi il bollettino anche di oggi,
che è un bollettino che è un'istantanea di quello che sta accadendo da un po' di giorni. Quindi tamponi... Chi è che chiacchiera? Chiudete la porta, grazie. Allora, tamponi molecolari 8.374.964 tamponi molecolari e 13.799.420 tamponi rapidi. Il totale dei due dal 21 febbraio è di 22.174.000. Considerate che noi siamo in affanno con la fase del testing, anche perché poi vedrete i numeri di ieri, mi sembra siano 100, ve lo anticipo già, forse se non ricordo male 53.000 tamponi fatti ieri. Capite che, considerate che nella mole di 153.000 a tirarla con i tripli turni, stressando la macchina, mettendo in rete tutta la microbiologia, noi arriviamo a 25-26.000 molecolari, per cui siamo in affanno poi anche comunque per dare il risultato. Il molecolare è il gold standard, come dicono gli inglesi, cioè l'obiettivo massimo, anche se non è preciso al 100%, cioè non è che uno dice 100 molecolari e l'affidabilità è elevatissima, ma quello che ci interessa dire è che comunque abbiamo anche i tamponi antigenici, altrimenti non riusciremo a fare questi numeri. Prova ne sia che anche i recenti positivi sono stati beccati con i tamponi antigenici. Positivi negli ultimi 24 ore 16.602. È un po' il top score, no? Il massimo dei positivi. Pensate che sono andato a guardare dei dati, siamo addirittura 4 volte tanto le punte massime di dicembre. Ci abbiamo fatto in una giornata abbiamo fatto 4 giornate di tempesta di dicembre dell'anno scorso, del 2020, ve le ricordate quelle giornate? Erano giornate da 200 morti al giorno, erano giornate tragiche. Ma nonostante questi 16.000 ne viene fuori cosa? Che noi abbiamo fatto 153.000 tamponi, 153.227 per l'esattezza, e l'incidenza, cioè la percentuale dei positivi sui tamponi, lo si capisce chiaramente, 16.000 su 153.000, 10%, 10,83%. Noi siamo quotidianamente da un bel po' sotto la media nazionale della percentuale di positività sui tamponi, che è la famosa tabella che vi mandiamo tutte le sere verso le 5:30. Oggi immagino che saremo ancora più bassi nella graduatoria, saremo tra gli ultimi. 686.879 sono tutti i positivi rintracciati dalla fase di testing dei 22 milioni di tamponi che abbiamo fatto in Veneto. 6, 12, 18, 24, quindi è abbastanza impegnativa tutta questa cosa. Allora, positivi di oggi 124.000. Vi ricordo sempre che 2 mesi fa avevamo raggiunto la punta minima di 8.000, adesso ne abbiamo 124.000. Dopo le curve oggi ci dicono già qualcosina, però insomma io sarei prudente. Totale ricoverati 1.575 in totale, più 59. Area non critica, che è quella che dobbiamo tenere d'occhio, perché è quella che deve arrivare al 30% per farci scattare la zona arancione. 1.366, più 50. Ai quali si aggiungono i 209 dell'area critica, cioè delle terapie intensive, più 9. Le terapie intensive non Covid sono 2,68. Il totale dei decessi è di 12.445 più 28. Ma ecco qua un dato interessante, dimessi 61. Allora,
Al di là di tutti i ragionamenti, intanto ieri abbiamo fatto, ieri di fatto, nelle 24 ore, oltre 50.000 vaccini. Abbiamo raggiunto 1.802.000 dosi inoculate di booster. Si sta crescendo bene con le prime dosi, visto considerato che sono 5.008. Ci sono i bimbi, è vero, però è altrettanto vero che le prime dosi anche sugli adulti stanno crescendo. Prova ne sia che il nostro dato di vaccinazione media, anzi ve li leggo che così se vi interessano, media regionale è dell'87,6%. Così distribuita, gli over 80 noi li diamo al 100% ormai fatti, 70-79 93,7%, 60-69 91,1%, 50-59 anni 83,7%, 40-49 anni 81,9%, 30-39 anni 82,3%, 20-29 anni, che sono sempre stati i più performanti, 86,6%. Cioè vuol dire che prima di loro vengono solo gli ultra sessantenni, cioè i 20-29 anni sono all'86,6% dei vaccinati, e non scherzano neanche i 12-19 anni perché hanno l'81,5%. I 5-11 anni, che sono i bimbi, diciamo i new entry nelle autorizzazioni, 18,7%. Quindi fondamentalmente possiamo dire che sono in quota da media regionale gli ottantenni, 70-79, i 60-69 e i 20-29. Cioè i 20-29 anni sono quelli che si vaccinano di più, diciamo nella fascia degli adulti. Li precedono solo i sessantenni. Detto questo vi dico che la nostra incidenza resta 820,1 su 100.000 abitanti a settimana, calcolata ad oggi. L'area non critica è arrivata a 20,2, quindi vuol dire che ci manca 19,8, 20,2. Scusatemi, stavo facendo sottrazione. Ci manca 9,8, quindi 20,2, ci manca 9,8, sto facendo, li sottraevo, 9,8 punti percentuali per arrivare al 30 e quindi ci fa scattare la zona arancione, e terapia intensiva siamo al 19,4, quindi ci mancano uno 0,6 per andare in zona arancione. Allora, questo ci dice che il fattore limitante per eventualmente passare all'arancione è questo 20,2 che deve guadagnare altri 9,8 punti di pazienti, vuol dire arrivare a 1800 pazienti ricoverati in area non critica. Prego? Sì, brava, l'RConT 1,19, che se per assurdo è un RConT anche che è abbastanza contenuto rispetto a tutto quello che sta accadendo. Allora, leggevo anche stamattina The New York Times, la mattina fanno questa sessione che si chiama Briefing Morning e dà delle informazioni importanti che sono oggetto di valutazione. Intanto dà uno spaccato che ci fa anche sentire, come si può dire, in famiglia. Perché negli Stati Uniti sono presi malissimo, hanno raggiunto l'apice dei casi, 400.000 casi in un giorno, e addirittura pensate che hanno dato come disposizione per le emergenze di non chiamare il 911 se non c'è un'effettiva emergenza. Cioè sono in totale, e fra l'altro stanno cancellando voli, stanno chiudendo attività istituzionali pubbliche, si stanno chiudendo attività per il grande numero di positivi che vanno in quarantena e quindi non possono lavorare. Quindi è uno scenario che è un po' uno scenario che accomuna anche le nostre realtà. Ci sono due notizie di oggi, secondo me, che vanno valutate.
Intanto che in Israele c'è stata la scoperta del primo caso di flurona, influenza e corona, quindi c'è il primo paziente che è ammalato e che ha entrambi i virus, quello del coronavirus, Covid-19, e quello dell'influenza. Quindi c'è anche il primo caso con questa prima esperienza. Nulla di devastante, però bisogna saperlo. Flurona si chiama. Secondo aspetto, sempre nel briefing morning, è un aspetto che ne abbiamo parlato anche ieri, cioè la Francia ha dato l'ok a fare le quarte dosi da febbraio. Se è così, ma penso che The New York Times non scriva bugie, è altrettanto vero che io spero che la storia che abbiamo vissuto, la vicenda della quarta dose, della terza dose in Italia, sempre nella libertà di chi vuole farsi richiamo eccetera, non venga ripetuta anche per la quarta dose, perché noi abbiamo perso almeno un mese e mezzo, che potevamo guadagnare questo mese e mezzo a favore dei più anziani, di coloro che comunque potevano farsi la terza dose, in quanto avevano già maturato i famosi 6 mesi all'inizio, se ricordate. Quindi io spero che le autorità italiane, qua ne faccio appello, visto considerato che se già abbiamo paesi europei che programmano la quarta dose, o quantomeno stanno parlando di programmare la quarta dose per febbraio, ci sia quantomeno anche in Italia una presa di coscienza che febbraio è dopodomani. Sembra quasi una roba che non sia attualità, ma vi ricordo che c'è chi ha già fatto il vaccino, la prima dose un anno fa. Cioè, perché noi abbiamo iniziato il 27 dicembre con Pfizer, richiamo a 42 giorni, 27 dicembre 2020. Quindi vuol dire che a gennaio di un anno fa c'era chi già aveva il ciclo vaccinale completato. In tutto questo contesto ne viene fuori che questa alta contagiosità sta un po' dilagando tra la comunità. Tutti voi conoscete qualcuno che è contagiato, tutti voi conoscete qualcuno che è in quarantena, è in isolamento perché è contatto di contagiato, tutti noi lo conosciamo. Si sta raffreddorizzando? Probabilmente sì, nel senso che vediamo che i sintomi più diffusi sono il raffreddore, il mal di gola eccetera, vediamo che la stragrande maggioranza dei pazienti riuscirà a curarsi a casa con l'aiuto di un medico e delle indicazioni, però è altrettanto vero che l'alto numero, l'alta casistica ci dà quella ricaduta, anche se minimale, di numeri che vanno pian piano a ingrossare le file negli ospedali. Detto per assurdo, se nessuno andasse in ospedale sarebbe un problema sociale, economico, ma di certo non sanitario a questi livelli. Cioè, la nostra preoccupazione è non mandare in collasso gli ospedali e quindi per questo ci stiamo attivando. La preghiera per i cittadini è quella di fare massima attenzione, non durerà mesi sta roba. Potrei anche anticipare che vedo le curve che non sono più così incattivite a livello regionale. Parlo delle curve dei ricoveri e dei ricoveri, quindi dei trend che abbiamo. Abbiamo una proiezione che potremmo arrivare a 239 persone in terapia intensiva nei prossimi 10 giorni, che è già un bel numero, Cioè, io voglio sempre ringraziare i nostri sanitari, tutti gli operatori, insomma, del mondo della sanità, perché gli viene chiesto un sacrificio non da poco, no? Però insomma ancora sostenibile. Ovvio che più avanti si va con i numeri, dopo diventa sempre meno sostenibile, perché dall'altra noi abbiamo sempre 8.000 pazienti non Covid ai quali giustamente dovremmo anche dare la priorità, se permettete, no? Poi non è che c'è un paziente che ha più diritti di un altro, però noi siamo nati per curare i cittadini. Oggi abbiamo questi pazienti Covid che impegnano purtroppo, pur essendo numericamente inferiori, impegnano moltissimo gli ospedali. Sulla scuola, quindi portate le mascherine, adesso c'è anche questo accordo FP2, farmacie 75 centesimi, la Coop ve le dà 50 centesimi, io dico quello che leggo. Se andate su Amazon le trovate già a questi prezzi da mesi.
l'importante è che si porti la mascherina, magari mi presenterò anch'io con l'FP2 d'ora in poi, in modo tale che ci adeguiamo anche visivamente, anzi se me ne fate dare una la metto su subito, grazie. E Francesco, grazie. E dall'altro il tema dell'autodiagnosi e comunque del test. Gold standard molecolare, ma non è che uno sa andare a cena riesce a farsi un molecolare, a meno che non vada in un laboratorio privato, trova lo spazio molecolare, eccetera. Però vi ricordo, e lo dico sempre così evitiamo tutti i commenti degli scienziati e gli esperti, che una sutura fatta, grazie mille, una sutura fatta in tempo di pace la si fa in ambiente assettico, con il disinfettante giusto, in mezzo ai bombardamenti in guerra, in mezzo al fango, anche come si può dire, un po' di grappa è un buon disinfettante. Allora, cosa volevo dirvi? Volevo dirvi questo, che noi abbiamo l'ECDC, che è l'organo europeo delle pandemie, è riferimento di tutti gli stati per le linee guida, non è un'associazione privata che dice la sua. Il CDC dice, se dovete andare in occasioni di aggregazione, la cena, compleanno, una roba dove si stanno in una stanza in un po', se proprio non riuscite a farvi una roba in un laboratorio, cioè un tampone, vi fate un tampone in autosomministrazione, cioè vi fate un test, fai da te. Vedo che finalmente nei supermercati se ne trovano sempre di più, erano un po' scomparsi dopo gli annunci fatti gli altri giorni, anche diciamo durante le festività natalizie sono stati utilizzati. È bene perché il cittadino comincia a entrare nell'ottica dell'autodiagnosi e penso che questo aspetto lo dovremmo anche portare con un po' di coraggio, magari utilizzando i salivari o i tamponi in fossa nasale anche nelle scuole, cosa che si fa già in altri paesi, non c'è nulla da inventare. Lo fa Israele, lo fa la Gran Bretagna, che ha annunciato di fare un tampone all'ingresso nelle scuole finite le vacanze e poi 2 tamponi alla settimana, ma in Gran Bretagna i cittadini vanno presso i centri di distribuzione, le farmacie, le drogherie e si fanno dare i tamponi, che sono fra l'altro anche gratuiti se glieli danno e se li fanno. Questo è quello che accade. La scuola aprirà o non aprirà? Noi tifiamo tutti perché la scuola apra, ma di certo deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificarne la possibilità di aprirla. Cioè, non esiste che la comunità scientifica, e non sono i talk show, sono il comitato tecnico scientifico che certifica, dati alla mano. Ogni venerdì c'è il resoconto di quello che è la situazione epidemiologica nazionale ed è giusto che il comitato tecnico scientifico, quindi io faccio appello al comitato tecnico scientifico e all'Istituto Superiore di Sanità affinché entro questa settimana ci dicano se dal 10 si potrà aprire la scuola, se sì per chi e se no per chi non la potrà aprire, cioè insomma che ci venga dato un'indicazione. È fondamentale perché comunque l'anno scorso siamo passati al fai da te, a sensazioni, e c'è chi l'ha indovinata, chi no, insomma è andata un po' come è andata. Adesso direi che è fondamentale essere severi anche su questa valutazione. Dopodiché tutti tifiamo perché si apra. La scuola la si può aprire facendo l'autodiagnosi, facendo screening, e il tema delle mascherine è fondamentale e ovviamente con tutto quello che poi c'è di contorno. Oggi parleremo di questo sicuramente durante la riunione dei presidenti, porterò questa posizione che è chiara, l'ho anche detta stamattina in un'intervista e non aggiungerei altro rispetto a questo, lascerei a voi spazio per le domande. Oggi abbiamo fatto una giunta veloce con poche delibere, una ventina di delibere, ho voluto far giunta perché avevo un decreto per l'avvocatura, ho evitato di fare una decretazione, quindi abbiamo fatto una delibera per l'avvocatura, niente di che, un fatto solo formale. E c'è un'informazione sì che possa andare, se ci fosse l'assessore Lanzarin sarebbe più corretto che la desse lei, ovvero il fatto che c'è una delibera
che cerca di tamponare il tema dei medici di base. Cioè, mi spiego, voi sapete che il medico di base ha 1500 mutuati come massimalista, mancano i medici di base, giustamente ci sono delle comunità che dicono: andato in pensione il mio medico, ci chiamano i sindaci, ci chiamano i cittadini, mandatecene uno. Non è che funziona così, c'è una graduatoria regionale e il medico, che è libero professionista, decide se ci vuole andare oppure no. In un mercato nel quale il medico oggi può decidere di fare quello che vuole della sua vita lavorativa, perché ci sono più offerte delle richieste, capite che i medici in alcune località non ci vanno, in altre non abbiamo i sostituti, eccetera. Ricordo che loro sono libero professionisti. Si è portata la delibera impegnativa, io spero resti temporanea finché non si trova da rimpinguare, ovvero la possibilità di ampliare i 1.500 e 1.800 in via temporanea, cioè gli assistiti, in maniera tale da tentare di coprire questi buchi che si stanno creando a macchia di leopardo in giro per il Veneto, e sono dei territori scoperti da queste attività. E vi consegniamo comunque la delibera che abbiamo presentato oggi, che è una delibera assolutamente innovativa, come lo è stata quella di ieri che vi abbiamo presentato, con anche lì, scusatemi, noi abbiamo trovato la variante Omicron nelle fogne, perché siamo andati a testare i depuratori. Cioè, in giro per l'Italia oggi la notizia è: i veneti hanno il Covid anche nelle acque. Cioè, calma, questa è un'attività che devono fare tutte le regioni. Se siamo stati più bravi l'abbiamo già fatta, adesso la faranno gli altri e troveranno, se no qua ogni giorno finisce che a essere bravi i primi, finisce che io stamattina sentivo la notizia alla radio: in Veneto ho scoperto il Covid nelle acque. Cioè, no, stiamo parlando di fogna, depuratori. Avete presente cosa ci vanno i depuratori? Ecco, i residui dei bagni di casa, per capirci. Bene, lì come al solito non andiamo a campionare. Non vi nego che quando c'è stato il Covid io diedi incarico di campionare i prelievi fatti, noi facciamo prelievi per tutta una serie di controlli sulle acque che avevamo in magazzino ultra vecchie dell'autunno 2019, per vedere se si trovava qualche segno del passaggio del Covid, perché potevamo dimostrare che, allora lo si fa anche per le droghe, fra l'altro, sta roba, potevamo dimostrare di aver avuto il Covid prima di quel 21 febbraio. Poi qualcun altro è riuscito a dimostrare in altre maniere, insomma è arrivato prima del 21 febbraio, questo è poco ma sicuro. E quindi noi abbiamo oggi, con questa lettura indiretta che facciamo nelle acque delle fognature, dei depuratori, che la variante oggi ubiquitaria è Omicron in Veneto. Cioè, siamo arrivati tranquillamente all'80% e lo vediamo dalla qualità del contagio, un contagio rapido, con esordio dei primi sintomi nel giro di 3-4 giorni, non oltre, e che spesso si spegne in maniera naturale con una cura domiciliare. Domande, ragazzi? Venivano a presentare una loro attività, ma vorremmo rinvitarli, cioè, quindi eviterei di parlare, siccome ha vinto un premio e tutto, vorrei evitare di parlarne oggi, perché è giusto che ci vengano. Volevo presentare anche dei lavori, delle opere che fanno, quindi li avremo qui sicuramente nelle prossime settimane. Sulla delibera, la delibera per ampliare da 1.500 a 1.800? Sì. Quindi aumentando il numero degli assistiti, restando lì il medico. È possibile questo? Si può fare? Sì, noi abbiamo fatto una delibera temporanea. No, visto che già i medici dicono che 1.500 è tantissimo, perché sono... Lo so, in via emergenziale l'assessore l'ha portata. Dopodiché si confronterà con i medici, ne avrà già parlato, non lo so, ma noi abbiamo fatto la delibera. Dopo vediamo anche la delibera comunque. Presidente, scusi, tornando su questa disposizione per Prego. i medici di medicina generale, il tema è effettivamente molto sentito, perché molti vanno in pensione, alcuni sono stati sospesi, ci sono persone che si ritrovano senza medico e magari si ammalano, quindi hanno bisogno anche del certificato, oppure non necessariamente per stare a casa dal lavoro, per andare a scuola, hanno bisogno della prescrizione del tampone. È una vicenda che sta interessando tantissimi veneti. La domanda che le rivolgo è: se voi aumentate in via
emergenziale il numero dei mutuati da 1.500 a 1.800. C'è meno spazio, dite? No, sì, certo, ma è un obbligo oppure il medico può rifiutarsi? No, non è un obbligo, è che si trova una soluzione. Per alcune zone ci sono delle località che sono rimaste per tutta una congiuntura strana di pensionamenti a catena, che sono rimaste senza medici, sono dei paesi che hanno magari 2 medici massimalisti e il terzo medico che c'era non c'è più e non riusciamo a coprire la zona. Cioè, questa è tutta fase emergenziale, non è che si modifica nel corso della storia, cioè, lo facciamo semplicemente a tutela, diciamo, per quanto possibile del territorio. Comunque arriva l'assessore Lanzarin, perché le avevo detto mezzogiorno e mezzo. Va bene, e l'altra cosa sempre legata ai medici, ma casomai poi ne parlerà l'assessore, quando è scoppiata l'emergenza pandemica e c'era carenza sia di medici che di infermieri, avevate come Veneto pensato di assumere i pensionati, di farli lavorare. Com'è la situazione? Perché la cosa è stata anche prorogata. La situazione è stata, se andate avanti, è stata prorogata, adesso serve una norma, spero nel mille proroghe, insomma da qualche parte che venga inserita, perché c'è sempre il problema che hanno del cumulo con la pensione. E quindi anche quest'anno serve la norma e altrimenti molti li perdiamo, moltissimi ne perdiamo. E per noi è un tesoro, un piccolo tesoro, perché comunque sono presenti nei centri vaccinali, nei centri tampone, sono presenti per molte attività ospedaliere, quindi so che fino a qualche giorno fa questa norma era auspicata ma ancora non c'era stata data notizia. L'anno scorso è stata approvata ovviamente sempre all'ultimo per sanare la situazione, perché loro come professionisti pensionati hanno il tema del cumulo della pensione, hanno un problema di redditi che si accumulano e quindi devono evitare questo problema. Prego. Sul fronte scuola parlava di screening e mascherine, anche i presidi lo chiedevano, ma le regioni, la nostra regione sarebbe in grado di affrontarlo? No, guardate, noi oggi siamo sui 153.000, siamo arrivati al massimo, se non ricordo male, 168.000. Cioè, ma vuol dire uno sforzo immane, cioè pensare, guardate, nelle scuole il 10 c'entreranno più o meno 800.000 persone. Se ci prendiamo anche le scuole dell'infanzia. Ecco, 800.000 persone da screenare, capite, in un tempo di pace potrei dirvi abbiamo una capacità da 150.000, le facciamo in 5-6 giorni, una settimana li screeniamo tutti. La verità è che poi noi, oltre a questi, abbiamo tutto il lavoro del Covid, dei Covid point, delle farmacie, per cui è impensabile. Tanto è vero che questa prima fase in alcuni paesi la si gestisce con l'autodiagnosi, cioè uno c'è il tampone, lunedì mattina si fa, tutti in classe fanno il tampone salivare, funziona per quello che è la sua affidabilità, ma quantomeno c'è uno screening, altrimenti non si fa nulla. Del resto anche il CDC dice, in condizioni di alta prevalenza, di alta circolazione del virus, il tampone test fai da te è assolutamente benvenuto, però capacità nostra è impossibile. Bene sta domanda, perché dopo c'è sempre il fenomeno che dice ma bisogna fare i tamponi a mezzo mondo. Sì, diteci anche come. E ne approfitto, visto che c'era la delibera sui medici di base, allora c'è stato un paio di domande, poi ho detto che la consegniamo. Sì, allora noi abbiamo stilato questa nuova delibera in emergenza, nella fase emergenziale che avrà durata di quest'anno, quindi fino al 31/12/2022, in cui cerca di andare incontro a quelle che sono oggi le problematicità, le criticità che ci sono un po' ovunque rispetto alla medicina di base, nel senso che voi sapete che noi abbiamo oggi tantissime zone carenti, più di 500 zone carenti in tutto il Veneto, abbiamo tantissimi medici che stanno andando in pensione e oggi non riusciamo a coprire le zone carenti. Allora non copriamo le zone carenti, ma è bene che lo specifichiamo, non perché non ci siano dottori, perché noi abbiamo una graduatoria di 600 circa dottori in graduatoria e i corsi che si concludano l'anno nel 2023 faranno uscire altri circa 400 medici di base. Quindi insomma abbiamo un numero di medici di base che si sta formando in maniera molto importante, abbiamo investito in questo. Oggi c'è tutta una serie di questioni legate all'ACN nazionale che è in discussione a livello nazionale, quindi quello che noi facciamo oggi
si intreccia un po' con PNNR, Missione 6, Case della Salute, piuttosto che il provvedimento che anche oggi in Commissione Salute abbiamo accennato ma non è ancora licenziato, delle indicazioni rispetto alla medicina territoriale, perché tutte le regioni hanno i nostri stessi problemi, nel senso che hanno tante zone carenti, non riusciamo a coprire le zone carenti perché i medici oggi possono anche scegliere di non andare in quella zona carente, perché hanno altri incarichi, perché oggi c'è la sovrapposizione di più incarichi, le USCA, altri incarichi anche a gettone, a libera professione e quant'altro. Allora, cosa abbiamo fatto noi? In alcune USL l'avevano già fatto. Abbiamo intanto autorizzato, sempre su base volontaria, ad alzare il massimale fino a 1800 di assistiti, oggi è a 1500. E contemporaneamente a chi alza il massimale fino a 1800 riconosciamo anche l'indennità per l'amministratore di studio, l'amministrativo di studio, riconoscendo fino a 2 euro per assistito, compresi dei 2,50 € che alcuni avevano già. Quindi chi aveva 2,50 € può aggiungere 2 euro per assistito, raggiungendo i 1800 assistiti. Chi non aveva neanche i 2,50 € arriva a 5,50 € per assistiti, per avere un collaboratore di studio che dà una mano nel momento in cui alziamo i massimali da 1500 a 1800. 5,50 €. Scusate, 3,50 € più 2, 5,50 €. Scusate. Poi comunque ve la diamo, insomma, io ve la sto spiegando in maniera molto, diciamo così. E quindi questo è l'intervento principale, ossia quindi diamo la possibilità di alzare da 1500 a 1800 e riconosciamo un tanto ad assistito per quanto riguarda i collaboratori di studio, per aiutarli ad avere più assistiti, ma riuscire anche a stare dietro a tutti questi assistiti. E l'altra questione è quella delle continuità assistenziali. Sapete che abbiamo un altro problema legato alle continuità assistenziali, in cui anche qui non si trovano medici, quindi molte continuità assistenziali che stanno saltando e continuità assistenziali che vengono accorpate. Qui perché? Anche qui mancano medici, una carenza di medici, ma anche perché ci sono oggi gli incarichi delle USCA, ci sono altri incarichi. Allora abbiamo portato l'incarico della continuità assistenziale alla stessa tariffa dell'incarico di USCA. Quindi oggi una continuità assistenziale prenderebbe 23 euro l'ora, le USCA, guardia medica, continuità assistenziale guardia medica, prenderebbe 23 euro ora, con le USCA prendono 40 euro l'ora, abbiamo portato a questi incarichi la possibilità ad aumentarli fino a 40 euro l'ora. Alcune USL già lo stanno facendo per andare incontro alle esigenze. Sono le due misure che noi abbiamo messo in campo. Allora, queste misure complessivamente, se tutti i medici accettassero di avere 1800 assistiti e quindi tutti i medici insomma arrivano con questo massimale e quindi possono avere anche quanto riconosciuto per il collaboratore di studio, e se copriamo tutte le ore di continuità assistenziale, avrebbe un costo nel nostro bilancio annuo per un anno di 52 milioni. Che sono soldi della GSA, del Fondo Sanitario Regionale e dei fondi legati chiaramente all'emergenza che oggi abbiamo, in parte alcuni, altri sono Fondo Sanitario Regionale, GSA. No, questa è la misura massima, quindi a scalare in base a quanti aderiranno e a che, insomma, quante ore di continuità assistenziale di guardia medica riusciremo a ricoprire, insomma, proporzionale. Abbiamo fatto un conto tondo in un anno quanto ci verrebbe a costare, ma lo trovate nella delibera, ve la diamo e quindi avete tutti i numeri, tutti i dati. Altre domande, ragazzi? Prego. Prego. Martina. Salve, buongiorno. Volevo tornare sul tema invece dell'attacco hacker all'USL Euganea. Rispetto ai dati che si minaccia vengano pubblicati, per capire, si tratta di dati anagrafici o parliamo proprio del fascicolo sanitario di ciascuno? Sono dati sensibili, quello che sappiamo noi, quindi. Sensibili, quindi sanitari evidentemente. Avranno le cartelle, avranno dati sensibili. L'altra domanda che ci viene posta, capita che ci scrivono in redazione: i cittadini delle altre USL possono sentirsi tranquilli? C'è un sistema di protezione che è stato implementato in seguito poi all'attacco hacker? Protetti finché non arriva qualcuno che è più bravo di noi. Cioè c'è inutile quindi sta a fare tanto gli eroi,
perché il nostro sistema di protezione era assolutamente ad alti livelli, però questi sono dei professionisti che a volte riescono anche a entrare al Pentagono piuttosto che fare azioni di hackeraggio in luoghi che sono, diciamo, inviolabili secondo la cultura. Quindi nell'analisi di quello che è successo non è che si individua un responsabile, fra virgolette, ma semplicemente un sistema che era ritenuto sicuro e che, come Ma si noi dice, abbiamo una squadra di cyber security sia in azienda zero che per la regione, anche qui abbiamo dati sensibili, però capite anche voi che qua ogni giorno c'è una novità, c'è questo mondo, quello del digitale, che è in continua evoluzione. Certo è che probabilmente, io lo banalizzo anche, no? Non sappiamo l'origine, non sappiamo da dove sono questi, non si sa nulla, no? Probabilmente gli è mancata un'informazione che qui da noi non è che paghiamo i riscatti per gli attacchi hacker, non possiamo neanche farlo oltretutto. I rapimenti andranno a farli da altre parti. E se dovessero essere pubblicati i dati sensibili, esporrebbe la regione a una vulnerabilità, immagino, sul lato cittadini. Noi non abbiamo alternative, che altre alternative abbiamo? Ultimissima cosa, abbiamo potenziato ulteriormente, come stavate dicendo, la sicurezza per le altre ASL. Ma sì, ma è in continua evoluzione, cioè non è, al di là dell'attacco hacker, noi continuiamo a investire nei sistemi di protezione, sono imprese pagate per tutto questo, però c'è stato questo attacco, avete visto in Lazio cosa è successo, cioè, sono andati alla paralisi di una regione intera. Va bene. Posso? Assessore, ritorno sulle domande di prima. Che cosa farete quindi con i medici di medicina generale perché aderiscano a questa possibilità di aumentare i mutuati? Nulla, cioè nel senso che alcune USL sono già intervenute all'interno delle proprie aziende con i medici, alcuni medici hanno già accettato e hanno già alzato il massimale a 1800. Noi abbiamo riordinato quello che oggi già c'era in alcune aziende sanitarie in maniera diciamo sparsa. In più abbiamo individuato questa forma di sostegno economico per l'assistente di studio che si va a sommare ad aiutare per quel medico che ha 300 assistiti in più, perché se da 1500 passa a 1800 assistiti a 300 assistiti in più. Non è la soluzione, cioè qui c'è veramente bisogno di una soluzione drastica ed è la discussione che è in itinere con il governo, con il ministro Speranza in questo momento. C'è un cambio radicale dell'ACN che è appunto lo strumento principale su cui oggi noi poggiamo e oltre il quale noi non possiamo andare. La CN è l'accordo collettivo nazionale. Quando è che si uscirà dall'emergenza per avere un medici a sufficienza? Non ho capito. Quando è che si uscirà dall'emergenza per avere un medici? Ma con questo migliaio dovrebbero arrivare 600, ne abbiamo in lista. 600, no? Ne abbiamo Più 400 e tenete conto che l'anno accademico prossimo parte, perché voi sapete tra borse di studio aggiunte, borse di studio PNR eccetera, parte con la possibilità di avere altri 400 che iniziano il percorso di formazione presso la nostra Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, quindi c'è oggi una platea che potrebbe rispondere. È chiaro che però oggi ci sono anche tante possibilità per cui il medico decide di fare il gettonista all'interno di un pronto soccorso piuttosto che di un'altra parte, decide di andare nelle USCA che ci sono e quindi noi abbiamo oggi 400 incarichi USCA circa, quindi voi capite, insomma, quindi drenano rispetto a incarichi in continuità assistenziale piuttosto che in medicina territoriale. Può fare il quadretto con 2 o 3 numeri quanti sono attualmente in medicina, quanti ne mancano e quanti servirebbero per tornare a... Allora io a memoria oggi sono circa 3.200, l'ultimo 2.895 mi sembra, con gli ultimi pensionamenti. Abbiamo 500 zone carenti, che vuol dire che quindi mancano 500 medici di base in 500 comuni, in 500 piccole aggregazioni insomma. Le aree di sofferenza? No, è un po' dappertutto, non ci sono aree che sono più in sofferenza rispetto ad altre, Bellunese, Vicentino, Padovano, ovunque.
e abbiamo una prospettiva che nell'arco dei prossimi comunque 3-4 anni abbiamo circa 800 medici che vanno in pensione, sempre medici di base, nei prossimi 3-4 anni. Sì. C'è un grosso ricambio generazionale nei medici. Però è anche vero, scusate, che se Covid va scemando, noi ci liberiamo i 400 dall'USCA, che sono tutti medici che potenzialmente possono andare a fare i medici di base. Si ripristina un equilibrio che abbiamo perso. Le guardie mediche, la continuità assistenziale è altro nostro fronte sul quale vogliamo investire, e in più arrivano questi almeno 1000 medici che dovrebbero arrivare dalle liste. Covid permettendo. Dei medici pensionati che sono cruciali nella definitiva tesoro. Sì. Ecco, quanti sono al momento impegnati sui vari fronti Devo vaccinali? recuperare il dato perché non ce l'ho, però secondo me saranno circa, ho visto che sono 60-70 per USL, saranno circa 400-500 probabilmente. Quindi diventa fondamentale mantenerli. 400. C'è la norma del cumulo con la pensione. Che è andata nel 1000 proroghe. C'era molta preoccupazione perché al 31/12 andava in scadenza, quindi loro non potevano più fare un cumulo, e nel 1000 proroghe quindi è stata inserita fino alla fine dell'emergenza, per non capire quanto dura l'emergenza. Altro ragazzi? Vai, prego. Io volevo tornare sulla scuola, nel senso che ieri ha detto che la dottoressa Russo porterà una proposta concreta. Sì. Da quello che ho capito lei propone lo screening fai da te? No. Non è quella la proposta. No, ok, e volevo sapere qual è la proposta, se ci può dire qualcosa. Lo affronteranno in commissione con i colleghi alla sanità, nel senso che non posso anticipare, è un approccio nuovo, insomma. Però lei era anche possibilista, da quello che ho capito, rispetto a ieri, sulla non riapertura il 10 di... No, io non ho detto questo ieri. No, rispetto a quello che ha detto ieri, da quello che ho capito, ha detto chiedo alla comunità scientifica che ci... Sì, l'ho detto anche prima, l'ho detto anche prima, sarà la comunità scientifica a dirlo. Il 14 c'era... Sì, gliel'ho detto. Nel 14 abbiamo la conferenza delle regioni, come dicevo prima, e poi c'è il tema che comunque il modello al quale sta lavorando la dottoressa è quello che evita anche la discriminazione tra bimbi vaccinati e non vaccinati, è ovvio questo, no? Altro? Adda? Prego. Il Presidente Fico ha convocato le Camere per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e quindi il 24 di gennaio inizieranno le votazioni. Lei, Presidente, sarà uno dei grandi elettori, se l'11 gennaio sarà votato. Deve nominarmi il Consiglio, esatto. Sì. Immaginando che lei venga nominato grande elettore, chi vorrebbe come Presidente della Repubblica? Ah, che domanda! Attenderò l'11 gennaio vedendo chi si candiderà poi, no? Anche perché non è che... No. Io immagino che l'11 di gennaio avremo, scusate, non l'11, il 24 gennaio ci sarà la prima votazione alle ore 15, la prima ordinanza alle 15. Quindi se ci sarà un candidato forte, sostenuto a 360 gradi in Parlamento, si fa una votazione e già abbiamo il Presidente della Repubblica già quel giorno, altrimenti si vedrà. Comunque immagino ci sarà un'attività di coordinamento sui nomi, no? Cioè, di solito io ricordo le altre volte c'è stata sempre un'attività di scouting iniziale, poi ti dicono guarda, sono questi 3 potenziali, 2 potenziali, ce n'è uno solo da votare e poi dopodiché decidi. Ma al momento nessuno mi ha contattato. No. Attendiamo di vedere. Un dettaglio, prima parlava dell'aumento delle prime dosi, totale 5.800. Sì, 5.778, sì, 5,8. Ma sono prime dosi di non vaccinati, compresi i bambini dai 5 bimbi e non vaccinati. Vuol dire che non sta andando bene fare i 5 e gli 11, se sono così pochi. No, sta andando bene, siamo 18,7, forse siamo la regione che ha la più alta percentuale. Siamo la terza regione. Ecco. Noi abbiamo oggi ho chiesto prima i dati, per questo li so. Oggi abbiamo prenotazioni fino al 18,7% con le prenotazioni, siamo al 13,3% di vaccinati, prima di noi c'è la Lombardia e la Puglia, siamo la terza regione come percentuale più alta di bimbi vaccinati.
Poi la più alta è la Puglia con il 16, la Lombardia col 14, noi siamo al 13,7. L'obiettivo... L'obiettivo è quello dei genitori che decidono di vaccinarli. Noi non abbiamo target, cioè noi siamo a disposizione, abbiamo dei centri vaccinali dedicati ai bimbi. Ne abbiamo inaugurato uno 2 domeniche fa addirittura. Ma il numero è buono rispetto alle altre regioni. Ma non lo sappiamo. A livello complessivo non sta andando benissimo, cioè non c'è quel corsa a vaccinare i bambini. Il freno a mano... Sono 300.000, allora, la popolazione vaccinabile eleggibile in Veneto, i 5-11 sono 300.000 scarsi, quasi 300.000. Qui dipende dai genitori. Cioè, ovvio che non avremo un afflusso come con gli over 80, questo è poco ma sicuro, cioè, cercheremo di capire dove si arriverà. Però vi ricordo che i 12-19 arrivano al 73-74%. No, forse anche di più. L'81,5% di vaccinati, i 12, quindi gli 11 immagino che arrivino lì vicino, i 10 un po' di meno e poi si andrà un po' a scalare. Adesso cercheremo di capire. Molti sono anche, diciamo, motivati dalla scelta dell'attività sportiva, perché un altro, non essendoci l'obbligo vaccinale per l'attività scolastica, ma ormai per l'attività sportiva sta diventando, diciamo, una condizione sine qua non, il Super Green Pass, quindi molti sono ragazzini che fanno sport. Però insomma, io ho visto bimbe, cioè addirittura una bambina che ha compiuto i 5 anni il giorno prima, cioè, così i genitori portano i bimbi. 10 anni che si nota la coda, i genitori non portano i figli a vaccinarsi, però il problema è che si percorre sulla scuola e non sai, i non vaccinati, la guerra tra poveri è importante. Sì, però se noi consideriamo che dai 12 ai 19 anni abbiamo già l'81%, non è neanche che possiamo dire che non si sono vaccinati questi bimbi. Cioè, stiamo parlando solo del 5-11, perché dai 12 vuol dire dalla seconda media in su, almeno l'81%, cioè vuol dire 8 su 10 sono vaccinati. Infatti noi le infezioni e l'incidenza sopra 1000 ce l'abbiamo nelle scuole primarie. Scuola dell'infanzia e primaria. Infanzia e primaria. Altre domande? Grazie, buongiorno e buon lavoro. E buona salute a tutti. Dunque è terminata, l'avete sentito, la lunga conferenza stampa del Presidente Zaia che ha dato alcune notizie importanti. Intanto era in corso la Commissione Salute delle Regioni, poi avete visto dove era presente anche l'assessore Lanzarin. Alle 14 sarà l'incontro fra i presidenti delle regioni, si parlerà ovviamente dell'apertura delle scuole, come ha detto il Presidente, si dovrà vedere e capire che cosa anche deciderà la Commissione della Sanità. Ha parlato poi di numeri e per quanto riguarda i positivi, oggi è davvero un record, in 24 ore sono 16.602 i nuovi positivi. Scusate perché non so se c'è l'intervista al Presidente Zaia, quindi di nuovo la linea al Presidente. La tua è questa, giusto? Buono. Io sono tutt'uno. Ma noi non riusciamo a fare il collegamento per la tua roba? Sì, infatti. Ma perché mi scrivono sempre in agenda no collegamento? Non lo so, io infatti continuavo a... Vediamo se il Presidente comincia l'intervista. I numeri di oggi non sono importanti, confermano che Omicron è arrivata dominante e non è finita. Sì, oltre 16.000 contagiati, non è finita, però è altrettanto vero che le vaccinazioni così alte come in Veneto, 87 rifacciamo. Presidente, 16.000 contagiati sulle ultime 24 ore, sono tanti, è un record in negativo, che cosa vuol dire? Ma vuol dire che c'è alta contagiosità di questa variante, vuol dire che 4 giorni del dicembre 2020 valgono come una giornata di contagiati di oggi, ma soprattutto il fatto che siano molti vaccinati ci permette ancora di avere una gestione degli ospedali assolutamente buona e avere anche mortalità basse rispetto all'anno scorso. Abbiamo ancora un margine di manovra negli ospedali, però se arriviamo in zona arancione poi la situazione potrebbe peggiorare ancora. Beh, guardi, i cittadini dovrebbero solo pensare ai nostri uomini e donne della sanità che stanno facendo sforzi immani e orari di lavoro disumani per poter curare tutti questi pazienti, quindi cerchiamo di portare la mascherina, di essere prudenti, di fare i test anche in autodiagnosi, quindi fai da te. E dopodiché anche questa variante passerà e spero che sia anche l'ultima, perché ormai si sta rendendo endemica e forse è la via di uscita.
Senta, domani il Consiglio dei Ministri, che decisioni aspettate che possano aiutare voi Presidenti di Regione? Guardi, un appello chiaro che sulla scuola facciano le considerazioni e le valutazioni di natura scientifica, le faccia il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità, e si decida sulla scuola. Dall'altro penso che sia giunto il momento di accogliere anche l'appello di CDC, che è l'organo internazionale delle pandemie, che dice di utilizzare i test fai da te, e direi che la scuola è un'ottima occasione, un ottimo contesto per avviare questi screening. La lettura delle curve la fa ben sperare? Ma guardi, di certo c'è una timida flessione, spero che si sia raggiunto un plateau, perché le curve hanno tutto un andamento, no? ben definito, la gaussiana ormai la conosciamo. Dall'altro c'è da dire che in questa fase ancora gli ospedali sono gestibili, però lo sforzo che sta facendo i nostri sanitari è uno sforzo immane. Ai cittadini dico di stare molto attenti, perché se è vero che nel 95% dei casi questa variante ci fa ammalare e guarire a casa, è altrettanto vero che il 5% dei cittadini si ammala a casa ma guarisce in ospedale. Ci può essere l'ipotesi della quarta dose, purché sia questa volta organizzata per tempo? Ma sì, ormai la stampa internazionale annuncia ad esempio che la Francia dovrebbe prevedere la quarta dose a febbraio. Cerchiamo di non arrivare per ultimi, insomma, se c'è da fare un richiamo, chi lo vuol fare deve essere messo nelle condizioni di farlo velocemente, e noi che dobbiamo somministrare i vaccini abbiamo la necessità di avere informazione per tempo per poter fare il piano gestionale, perché gestire 50.000 vaccini o 60.000 vaccinazioni al giorno non è cosa da poco. Presidente, il 24 gennaio sarà a Roma per l'elezione del Capo dello Stato. Ha ricevuto indicazioni dal suo partito? Beh, innanzitutto dovrò essere nominato dal Consiglio regionale, se sarà così poi ci incontreremo direttamente in quel di Roma, e la prima convocazione sarà alle ore 15 del 24 e vedremo anche chi saranno i candidati. Qualche indiscrezione? Nessuna. Il protocollo cui sta lavorando la dottoressa Russo lo presenterà già oggi alle 14? No, la dottoressa Russo assieme all'assessore Lanzarin lo presenteranno direttamente alla Commissione Salute degli assessori. Questa volta voglio una decisione per le scuole che sia univoca a livello nazionale, o se non sarà soddisfatto intende operare anche in autonomia? Noi non ci tiriamo mai indietro, però è pur vero che i parametri di natura scientifica da valutare li deve valutare il Comitato Tecnico Scientifico e l'Istituto Superiore di Sanità. Loro devono certificare se la scuola sia apribile il 10 oppure no. Noi tifiamo perché si apra, questo è logico, tifiamo perché si possano fare dei test magari in autodiagnosi, in autosomministrazione nelle scuole, penso ai test salivari ad esempio, che sono antigenici, e dall'altro continuare con il monitoraggio, questo noi possiamo fare. Grazie. Bene, buon lavoro, ciao ragazzi. Grazie. Adesso te la combino subito. Dunque, avete sentito, è finita anche l'intervista con il presidente Zaia, come diceva anche nell'intervista sono 16.602 le persone positive in 24 ore, 4 volte tanto le giornate massime di dicembre, ha detto il presidente Zaia. Per quanto riguarda i ricoverati sono 1.575 più 59, in area non critica sono 1.366 più 50, in terapia intensiva 209 più 9. Come avete sentito poi ci sono anche 12.445 persone decedute dall'inizio della pandemia, con più 28 decessi. Un'ultima domanda ora a Paola Roma, e dopo la lascio libera che è rimasta con noi fino ad ora. Hanno parlato anche di una questione importante, che sono quella dei medici di base, perché ne mancano davvero tanti in Veneto, una quindicina nel Trevigiano. Sicuramente importantissimo l'annuncio che ha fatto il Presidente, soprattutto la proposta dell'assessore Lanzarin rispetto a questo aumento del massimale, cosa che anche a livello di conferenza dei sindaci della nostra azienda era stata più volte sollevata da parte del direttore come possibilità nel poterlo portare appunto a questo massimale. Davvero è una risposta per le zone carenti, perché ne abbiamo tantissime, ma anche quella possibilità di dare anche un minimo di contributo anche all'assistente amministrativo per tutto il disbrigo della pratica burocratica sicuramente diventa un aiuto, e diventa fondamentale fare questo lavoro anche per quello che è l'impegno che il Presidente Zaia ha già detto, per quello che riguarda anche tutta la parte di continuità assistenziale, perché davvero nelle zone carenti si sta cercando di fare di tutto, e chissà che poi terminando appunto questa emergenza pandemica le USCA possono essere appunto rimpiegate per questo. Credo che sia davvero una ottima risposta e che sicuramente sia un lavoro di squadra soprattutto per quei piccoli comuni anche in agglomerato. Grazie davvero a Paola Roma per essere stata con noi. Poi ho visto
visto subito sullo schermo, mi collego e mi scuso con il sindaco di Cortina. Buongiorno, mi scuso per averla fatto attendere. Non si preoccupi, ci mancherebbe altro. Insomma, ha sentito novità importanti per quanto riguarda quanto ha detto Zaia, per quanto riguarda anche la scuola, perché ancora non si sa che cosa accadrà, però insomma dovrebbe essere ormai una questione di pochi giorni per sapere se si inizierà davvero il 10 gennaio oppure, come ha detto Zaia, potrebbe esserci anche uno slittamento. Ma con lei vorrei parlare di turismo, insomma le festività a Cortina, abbiamo sentito comunque con una Cortina piena di gente, una Cortina insomma, vissuta per queste vacanze. Sindaco. Sì, ovviamente c'è questa variabile Covid che ci preoccupa, anche se devo dire nel nostro territorio, nel territorio di Cortina, abbiamo dei dati che sono 1/3 rispetto all'anno precedente e fortunatamente con nessun ricovero in ospedale. Quindi la situazione per il momento con dati certamente in crescita, ma è diciamo più o meno sotto controllo. Detto questo, devo dire che il Natale a Cortina è stato un Natale sicuramente con grande afflusso. Devo dire che probabilmente non abbiamo ancora i dati, ma sono dati sicuramente simili al pre-Covid, al 2019. Grande afflusso in particolar modo per quanto riguarda le seconde case, ma anche gli alberghi. Hanno sofferto un pochettino gli alberghi 5 stelle che normalmente ospitano una clientela straniera, però devo dire anche oggi, insomma, Cortina è piena e lo sarà fino al 10 di gennaio. Ecco, come si prevede? Cosa si prevede invece per la stagione invernale che è appena iniziata? Sì, devo dire il Natale è andato sicuramente molto bene, in particolar modo, come dicevo, sia la ristorazione ma anche per quanto riguarda il commercio e anche il settore alberghiero. Ci preoccupa certamente il gennaio, il dopo 10 di gennaio. Normalmente per noi è un mese degli stranieri, in particolar modo della clientela russa che festeggia il Capodanno ortodosso. Quest'anno evidentemente di stranieri non ce ne sono molto pochi e quindi quel tipo di clientela non sarà presente. Sono confermati invece gli eventi sportivi che ospiteremo in questi weekend di gennaio. A partire dal prossimo weekend avremo il polo su neve, quindi partendo appunto dalla giornata di giovedì fino a domenica. Ospiteremo poi la Coppa del Mondo di sci femminile nel weekend del 22 e del 23 gennaio e il 29 di gennaio faremo un recupero di Coppa del Mondo dello snowboard specialità cross. Sicuramente questo porterà una certa affluenza, perlomeno insomma gli atleti e tutto quello che è il circo che ruota intorno a questi eventi, queste grandi manifestazioni internazionali. Ecco, parlando anche della problematica che abbiamo saputo, insomma, delle mascherine, del Green Pass rafforzato, come è stata presa queste nuove disposizioni, come sono state prese lì a Cortina? Sì, devo dire che nel periodo natalizio noi abbiamo una clientela prevalentemente nazionale, quindi non solamente veneta, ma molto anche laziale, romana, ma anche Sud Italia, e quindi eterogenea. Devo dire che tutto sommato con dei forti controlli, quindi qui è anche l'occasione per ringraziare anche le forze dell'ordine che sono state sicuramente rinforzate nel numero in questo periodo, hanno dato sicuramente una grossa mano. Detto questo, ovviamente c'è stato, ripeto, con i grandi numeri che ci sono stati, sicuramente un grande rispetto anche da parte degli esercenti, un forte controllo sul Green Pass. È logico che qualcosa sfugge perché poi percentualmente devo dire i maleducati, ma anche chi ovviamente in qualche modo si ritiene superiore alla legge c'è sempre, quindi anche qui sono in corso certamente delle sanzioni, anche delle situazioni poco piacevoli, però tutto sommato direi la situazione è stata abbastanza rispettosa della normativa. Ecco, proprio di recente, Sindaco, è stato sanzionato un albergo del centro di Cortina dove c'è stato un mini assembramento, parliamo così, insomma, hanno festeggiato e abbiamo sentito, sono arrivati appunto i carabinieri e sono stati sanzionati. Controlli, come dice lei, che comunque ci saranno sempre e continueranno. Sì, appunto dicevo e ringraziavo le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri che sono intervenuti in questa situazione ancora non molto chiara in un albergo, ristorante di un albergo nella prima periferia di Cortina, e devo dire bene perché effettivamente queste situazioni vanno assolutamente contrastate.
devo dire che c'è sicuramente un grande intervento molto capillare su quello che è ovviamente tutte le attività e tutta anche la Movida, perché comunque parliamo sicuramente di tante attività, diciamo, in qualche modo nel periodo natalizio. Soprattutto io riscontro all'interno delle abitazioni private anche in qualche modo di socialità, se così vogliamo chiamarla. Devo dire che le forze dell'ordine certamente danno il loro contributo. Faccio presente che comunque noi siamo una cittadina, un paese poi alla fine di 6.000 residenti, che in questo momento ospitiamo circa 45-50.000 persone, quindi devo dire che il lavoro per le forze dell'ordine, ma anche ovviamente per consentire che tutto si svolga nel migliore dei modi, è sicuramente molto, molto impegnativo, sia per quanto riguarda ovviamente la macchina amministrativa, ma anche per quanto riguarda ovviamente tutte le attività, insomma, legate e collegate. Però ripeto, il lavoro c'è stato, anche gli impianti di risalita stanno lavorando bene, e quindi devo dire sicuramente un Natale in qualche modo da salvare. Sulle prossime settimane c'è certamente questa incertezza, insomma ci auguriamo, insomma, che la situazione non sia poi così grave come in qualche modo viene disegnata oggi. Ecco, le volevo proprio chiedere questo. Qualcuno dice ci sono state qualche disdetta, magari le vacanze, la famosa settimana bianca. Si è verificato anche questo lì a Cortina? Ci sono state delle disdette? Sì, certamente. Diciamo che fino a metà novembre c'era, diciamo, sicuramente grandissima richiesta, quindi sembrava una stagione invernale straordinaria, non solamente per il periodo natalizio, ma anche ovviamente per il gennaio e febbraio. Come dicevo, gennaio è il mese un po' degli stranieri, che a questo punto non ci sono. In qualche modo le manifestazioni sportive aiuteranno un pochettino a tamponare. Sicuramente il weekend con le seconde case darà certamente un po' di affluenza. Sul febbraio, anche qui sulle settimane bianche, devo dire le prenotazioni certamente fanno fatica ad arrivare. La gente, non solamente ovviamente la clientela italiana, ma anche la clientela straniera, in questo momento si sta guardando un po' attorno e tendenzialmente prenotano all'ultimo momento. C'è sicuramente molta incertezza, e questo ovviamente non aiuta tutto il settore, il comparto turistico. Ecco, a livello di alberghi sono comunque tutti aperti, o c'è qualcuno che ha deciso quest'anno ancora di, insomma, non avere costi, perché poi i costi vivi degli alberghi li sappiamo, sono importanti, e se poi non arrivano le prenotazioni oppure ci sono le disdette, questo veramente è un danno importante per i ristoratori, ma anche per gli albergatori. No, al momento sono tutti aperti, devo dire, sia il comparto alberghiero, ma anche la ristorazione, le attività commerciali. Quindi devo dire ancora oggi, insomma, Cortina, e ancora per i prossimi giorni, è una Cortina, diciamo, al di là della mascherina e al di là ovviamente di tutte queste, della normativa che viene, però appare, diciamo, come negli anni pre-Covid. Detto questo, ovviamente rimane appunto la preoccupazione per le settimane a venire. Però insomma la situazione al momento è andata bene, perché inutile nascondercelo, insomma il Natale sotto il profilo economico evidentemente e turistico. Devo dire che poi sulle chiusure io credo che sicuramente fino a marzo, a fine marzo arriveremo. Oggi c'è un po' l'esigenza, insomma ci sarebbe l'esigenza che nevicasse, perché le giornate calde delle settimane scorse hanno sicuramente un pochettino ridotto il manto nevoso, e quindi anche le temperature hanno reso un po' difficile l'innevamento programmato, che normalmente viene fatto con temperature sotto lo zero e normalmente di notte. Però insomma ci auguriamo, insomma, che poi adesso a gennaio arrivi un'altra nevicata e ci consenta poi di affrontare la parte restante della stagione. L'anno scorso, sindaco, di neve ce n'era in abbondanza, però non si poteva uscire. Sì, devo dire, l'anno scorso ogni weekend di Natale, ma anche di gennaio, nevicava, e quindi la neve ce n'era in abbondanza. Devo dire, tutto sommato, quest'anno è comunque ancora una Cortina bianca innevata per quanto riguarda il paesaggio. È una Cortina che comunque tutti gli impianti e tutte le piste continua a mantenerle aperte. C'è stata anche, diciamo, c'è appunto questa difficoltà appunto dell'innevamento programmato, che normalmente è quello che risolve i problemi anche in mancanza di neve.
insomma l'augurio che le temperature si abbassino. In questo momento abbiamo anche un servizio di elicotteri che sta trasportando in alcuni punti la neve, in quei punti appunto, in quelle piste di collegamento che renderebbero poi difficile poi l'apertura di alcune piste, diciamo, un po' fondamentali per lo sci. Quindi costi sicuramente molto alti. Faccio presente che anche la neve programmata, con gli aumenti del costo dell'energia elettrica, sarà sicuramente un salasso per gli impiantisti, e per questo che abbiamo sicuramente l'esigenza di poter continuare a lavorare per anche questi costi che evidentemente saranno in aumento, e quindi i margini operativi insomma saranno più limitati. Ecco, lei ha parlato del Natale, ma anche il Capodanno insomma è andato bene, anche con i veglioni pur ristretti, ma insomma è andata bene. Sì, sicuramente veglioni ristretti, però i ristoranti, la ristorazione da qui al 10 di gennaio insomma è difficile trovare posti nei ristoranti di Cortina, e anche i veglioni, anche se comunque assisto che molta attività, molti veglioni sono stati fatti nelle seconde case. Se effettivamente negli anni passati si tendeva tutti ad uscire andando nei rifugi piuttosto che negli alberghi più blasonati, devo dire che le seconde case quest'anno si sono organizzate molto spesso anche con pochi amici intimi oltre che i familiari, quindi sicuramente un Capodanno diverso, sicuramente più intimo, più casalingo rispetto agli anni passati. Sindaco, la ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, ed ora una notizia di cronaca che arriva dal Vicentino. Una rovinosa caduta a cavallo è costata la vita ad un noto imprenditore vicentino, Brenno Bassuello, 78 anni, titolare di un'azienda di Bassano del Grappa specializzata nella produzione e riparazione di impianti. Il fatto è avvenuto il giorno di Capodanno, quando l'imprenditore aveva deciso di effettuare una passeggiata con la sua cavalla Ambra, alla quale era molto affezionato, lungo le rive del fiume Brenta. L'animale si trovava in una tenuta in Calabria, ma era stato portato in Veneto proprio per riprendere a cavalcare. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano, Passuello è stato disarcionato ed è caduto a terra subendo una profonda ferita alla testa. L'allarme è stato lanciato da una donna che stava passeggiando con i suoi cani. Le condizioni dell'imprenditore sono apparse subito gravissime e per questo è stato deciso il trasferimento d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in stato di coma. Nonostante il prodigarsi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate sino al decesso. E rimaniamo nel Vicentino, dove per noi c'è la nostra c'è la nostra Luisa Bertini, scusate, non la vedevo più, eccola qua, adesso la vedo sullo schermo. Luisa Bertini, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Io in realtà ti parlo dei pattugliamenti che sono diventati dei pattugliamenti fissi a seguito degli ultimi episodi di violenza, specie quello avvenuto il 28 di dicembre in pieno pomeriggio, un accoltellamento tra due extracomunitari comunque in zone popolose e affollate, quindi la stretta è arrivata in queste ore da parte del sindaco Francesco Rucco, che ha deciso di stabilire delle pattuglie, dei presidi fissi della polizia locale nelle zone di via Firenze e di via Torino, quindi con uno sguardo più ampio anche fino a Viale Milano e Viale Roma, quindi zone blindate con pattuglie fisse su
2 turni e controlli anche che si estenderanno nelle zone centrali di Piazza Matteotti, questi non con l'intento di sorvegliare ma con l'intento di essere interventi che fungano da deterrenti eventuali, quindi non saranno pattugliamenti fissi ma sicuramente un'intensificazione anche su Piazza Matteotti, specie nelle ore serali, quindi dopo le ore 18. Ecco, Luisa, scusa, questi pattugliamenti inizieranno da subito e continueranno anche nei prossimi mesi o è soltanto per questo periodo? No, inizieranno da subito, inizieranno già da oggi o da domani, comunque sia in queste ore è stata presa la decisione e da subito diventeranno effettivi. Poi il protrarsi della situazione ovviamente sarà valutato di periodo in periodo a seconda degli episodi che verranno anche segnalati da parte dei cittadini, perché comunque sono zone già in realtà attenzionate da parte dell'amministrazione, proprio perché le segnalazioni dei cittadini di un incremento di violenze si sono fatte sentire, quindi la risposta è stata anche in virtù di queste segnalazioni. Io ti parlerei anche, se abbiamo ancora un minuto, dei progetti che parteciperanno a dei bandi e che riguardano il potenziamento e l'ampliamento di determinate scuole per la fascia 0-6 anni, quindi per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia. Perché? Perché il Comune di Vicenza partecipa a 3 bandi del Ministero proprio per permettere che si amplino gli spazi degli asili nido e delle mense, quindi in virtù del fatto che arriveranno poi a seconda della bontà del progetto i fondi del PNRR, quindi bandi volti all'implementazione del servizio 0-6 anni con mense aggiuntive e di conseguenza anche con l'ampliamento degli orari del servizio anche pomeridiano. Ovviamente 11 sono gli interventi, non te li sto ad elencare tutti, ma comunque riguardano scuole già esistenti, perché il Comune di Vicenza per scelta ha deciso attraverso questi progetti di ampliare l'esistente, quindi di non andare a costruire da zero. Ecco. Grazie davvero Luisa, grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Noi torniamo invece a Venezia, dove per noi, io l'ho vista prima un attimo, la nostra Anna Maria Parisi, vediamo se riusciamo a collegarci con lei, la vedo. Buongiorno Anna Maria. Vediamo se mi sente. Anna Maria, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Sì, Daniela, buongiorno. Adesso mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Dunque, ci sono delle novità, insomma, delle proposte di novità per quanto riguarda il Carnevale. Sì, esatto, sono proposte avanzate da un medico, per la precisazione il medico referente territoriale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Stefano Rigo. Cosa ha proposto? Considerato l'avanzamento dei contagi, il correre dei contagi da Covid, è il caso di dire, ha proposto di spostare il Carnevale di Venezia in estate perché sappiamo di come la virulenza vada scemando con le alte temperature. Ormai in 2 anni abbiamo imparato anche questo. È una proposta che comunque troverebbe conferma anche da parte di certe opposizioni in Consiglio Comunale, tra le quali quella del Verde progressista Gianfranco Bettin, nel quale cavalcando appunto questa idea del medico Rigo dice che effettivamente pensare di continuare a tenere il Carnevale in quelle di febbraio è veramente un'idea non fattibile. In effetti, considerato come prenda comunque piede anno dopo anno il Carnevale a Londra, il famoso Carnevale caraibico di Notting Hill, che si tiene nel mese di agosto e
per 2 giorni raduna gente proveniente da tutto il mondo, con oltre 1 milione di persone che arrivano appunto per questo carnevale caraibico in questo quartiere di Londra, che ripeto è Notting Hill. Non sarebbe male come idea. Si tiene in agosto a Londra per 2 giornate consecutive e vede veramente un'apoteosi di colori, carri mascherati. Pensiamo soltanto che anche l'anno scorso a Jesolo il carnevale si è tenuto nel mese estivo, quindi potrebbe essere una proposta che troverebbe comunque conferma anche nei fatti, nelle presenze che arrivano copiose e numerose per le località che abbiamo appena citato. Ma perché è stato proposto anche questa idea? Idea nata da quanto registrato a Venezia la notte di Capodanno in piazza San Marco, dove abbiamo visto, nonostante il divieto di festeggiare nelle piazze, quindi di assembramenti, si sono ritrovate tantissime persone. I numeri si rincorrono, si parla di 10, 15, addirittura 20.000 persone che nell'arco di un brevissimo spazio temporaneo, cioè 20 minuti tra le 23:40 e le mezzanotte 10, si sono ritrovate per gli auguri, il brindisi della mezzanotte del nuovo anno. Quindi per evitare che possano verificarsi scene quali quelle registrate la notte di Capodanno a Venezia, ecco che questa potrebbe essere un'ipotesi fattibile, che trova appunto conferma in quelli che sono eventi che già si tengono in altri paesi, non soltanto del mondo ma d'Europa. Abbiamo visto, ripeto, anche a Jesolo come l'anno scorso il carnevale tenutosi in estate abbia comunque richiamato l'attenzione di tantissima gente. Daniela. Anna, secondo te come prenderebbero i veneziani? Insomma, il carnevale di Venezia è uno degli eventi più importanti e più attesi non solo dai veneziani ma in tutto il mondo, perché arrivano da tutto il mondo per vedere il carnevale di Venezia. Secondo te come potrebbero prendere un eventuale spostamento di questa grandissima manifestazione in estate? Ma guarda, sarebbe certamente un'idea nuova, innovativa anche in questo senso, e se permetti, considerato che la gente ha comunque voglia di ritrovarsi, uscire, stare insieme, festeggiare, brindare comunque alla vita, penso che potrebbe essere un'idea che possa accogliere favorevolmente l'opinione di tanta gente, non soltanto i turisti ma soprattutto anche i veneziani. A tal proposito noi a breve li sentiremo e naturalmente vi dettaglieremo le loro voci, i loro volti e le loro idee nel corso del telegiornale della sera. Grazie davvero Anna Maria. Grazie davvero Anna Maria, quindi non perdete il telegiornale di Venezia, dove sentiremo anche cosa pensano i veneziani su questa proposta di spostare il carnevale in estate e anziché insomma in inverno. Grazie davvero Anna Maria e buon lavoro. Buon lavoro. Sì, grazie a te. E noi invece da Venezia ci spostiamo ora a Padova per parlare con la nostra Chiara Gaiani, che vedo già sullo schermo. Chiara, intanto buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque, importante momento, perché da domani scatteranno i saldi, tanto attesi dai commercianti, tanto attesi dai cittadini. Sì, ti confermo, la data insomma è ufficiale per tutta la regione, 5 gennaio partono i saldi. Ci sono alcuni dati, insomma alcune stime che sono state diffuse dall'Osservatorio Economico di Confesercenti. I padovani spenderanno una media di 150-160 euro a persona per i saldi, con punte anche di 300, insomma questo hanno dichiarato. Un padovano su 2 è già sicuro di andare ad acquistare un capo, soprattutto di abbigliamento in questo periodo. Il 20% ha già deciso anche dove andare e che capo acquistare, quindi insomma diciamo che partono sotto una buona stella. I commercianti stimano che si dovrebbero spendere tra abbigliamento in pole position, l'abbigliamento femminile e poi insomma anche qualche oggetto per la casa, circa 100 milioni di euro solo nella provincia di Padova. Si arriva da un periodo natalizio insomma che non è andato certamente male, anche se gli acquisti
acquisti sono stati rallentati negli ultime settimane a causa delle molte persone che erano in isolamento o in quarantena a causa della recrudescenza della pandemia. Sapete tra l'altro che Padova è stata una delle città che in questo periodo è stata più colpita. Anche oggi i contagi di nuovi positivi superano le 2.800 unità per la città. Tornando ai saldi, vi dico anche che il negozio resta ancora diciamo nella lista, insomma è al primo posto nella lista delle scelte dei padovani. Il 74% andranno a fare acquisti all'interno di un negozio fisico, solo il 12% si rivolgerà all'online. Quindi è un momento, insomma, che si annuncia davvero molto positivo. Ovviamente speriamo che vengano rispettate tutte le indicazioni che ci arrivano per il contenimento della pandemia, quindi l'utilizzo rigoroso della mascherina e in caso, insomma, di posti molto affollati anche della mascherina FFP2. A tal proposito, Daniela, ti dico anche che noi siamo appena tornati con il collega Francesco Ratai da una farmacia dove già le mascherine vengono vendute già da oggi a 75 centesimi, quindi ci sono più di qualche farmacia che hanno già questo prezzo calmierato per le mascherine FFP2 da questa giornata, dopo l'accordo che è stato siglato nella giornata di ieri dal governo con 3 sigle sindacali delle associazioni dei farmacisti. Diciamo si dovrebbe partire dal 10 gennaio. Alcune farmacie, con senso proprio anche civico e di responsabilità nei confronti dei cittadini, hanno anticipato la data della partenza della vendita ad un prezzo calmierato. Tra l'altro una piccola raccomandazione che abbiamo raccolto noi, che insomma ci ha dato questo farmacista, quella di fare attenzione alle mascherine che si acquistano. Devono essere mascherine a 5 veli e devono avere ovviamente anche una marchiatura CE, perché è una cosa molto importante. Ecco, fra l'altro oggi anche il presidente Zaia aveva proprio annunciato questo, dei prezzi calmierati per quanto riguarda le mascherine e l'importanza e l'invito ancora del Presidente a mettere sempre le mascherine, soprattutto le mascherine, quelle che dicevi tu, le FFP2, in modo da garantire maggiore sicurezza, e appunto aveva detto che erano prezzi calmierati rispetto a quelli che eravamo abituati a vedere prima. Un'ultima cosa, per quanto riguarda la cronaca, Chiara, ci sono novità per quanto riguarda l'Arsenale ad Anguillara? Sì, ci sono tra l'altro delle novità arrivate davvero da pochissimo, perché i carabinieri hanno raccontato alcuni dettagli nuovi, sono emersi proprio in queste ore riguardo a questo blitz del giorno di San Silvestro. I 2 arrestati, padre e figlia, residenti ad Anguillara Veneta, in carcere, sono stati interrogati dal giudice per le indagini preliminari, hanno deciso di non parlare. Il sospetto degli inquirenti carabinieri di Abano Terme, coordinati dal pubblico ministero Sergio Dini della Procura di Padova, è quello che loro fossero di fatto dei custodi di questo arsenale, insomma, che è stato ritrovato in 2 container. All'inizio i carabinieri avevano perlustrato l'abitazione. Questi 2 container si trovavano all'esterno di questo casolare in aperta campagna. Anguillara Veneto è un comune che si trova ai confini tra le province, tra l'altro, di Padova, Venezia e Rovigo, quindi insomma è una zona anche molto nota per le cronache, e diciamo che all'inizio hanno rifiutato di dare la chiave di questo container, poi alla fine sono stati costretti a consegnarle. All'interno proprio erano occultati davvero numerosi armi, alcune da guerra, fucili, munizioni, un fucile a pompa, anche un pericoloso esplosivo al plastico. Ovviamente le indagini non sono finite, perché si stanno ovviamente passando al setaggio i cellulari dei 2 arrestati, alla ricerca di chi, delle persone a cui probabilmente erano destinate queste armi, che di fatto andavano a prendersele probabilmente al bisogno. Ecco, queste sono un po' le piste su cui si stanno muovendo gli inquirenti in queste ore. Tra l'altro alcune delle armi che sono state ritrovate erano frutto di un furto commesso a settembre nella casa di un commerciante edile di Correzzola. 2 persone insospettabili e ovviamente le indagini continuano. Grazie davvero Chiara, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Adesso noi ci fermiamo, vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore, quindi il meteo e poi la pubblicità.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Graduale indebolimento dell'anticiclone che permette così il transito di una perturbazione. Sarà mercoledì il giorno più instabile, ma già martedì avremo qualche avvisaglia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica del 4 gennaio mostra un cielo decisamente coperto e nuvoloso, nebbie anche fitte sulle pianure e nelle valli alpine. Al mattino probabilità bassa di locali piovaschi, ma dal pomeriggio e soprattutto durante la sera e poi nella notte sarà possibile qualche occasionale pioggia sparsa. Temperature stazionarie sempre sopra la media del periodo, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la giornata sarà piuttosto uggiosa, con tempo però molto variabile e con qualche precipitazione discontinua. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 7 e 11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà generalmente asciutto, tuttavia il cielo sarà grigio con qualche schiarita più soleggiata nel pomeriggio. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 10 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questa nostra prima edizione ed ora ci colleghiamo, perché lo vedo già sullo schermo, Simone Venturini, del comune, assessore del Comune di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, partiamo subito dal turismo, ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Cortina. Insomma, a Venezia cosa si prevede? Com'è la situazione? Insomma, si parla di una situazione davvero difficile, soprattutto per i prossimi mesi. Venezia, come tutte le città d'arte, ha risentito moltissimo della pandemia ed è stata aiutata relativamente poco nella filiera degli aiuti governativi, perché gli aiuti sono ovviamente su scala nazionale, ma è evidente che le città d'arte hanno sofferto più di altre destinazioni. In alcune località, specie balneari, quest'estate non è stata molto diversa dalle estati del 2019, mentre per le città d'arte come Venezia e come Verona ovviamente l'impatto è stato molto superiore, perché manca il turismo intercontinentale, mancano i gruppi, mancano gli americani, mancano i giapponesi. Quindi la situazione è di comunque ottimismo, perché abbiamo visto come la scorsa estate Venezia abbia dato il meglio di sé, raccontando al mondo la sua bellezza e la sua eleganza e salvando comunque la stagione, grazie anche al coraggio del comune e degli altri enti che hanno voluto organizzare gli eventi in presenza. Venezia è ripartita prima di tutte le altre grandi città, con Biennale, con Salone Nautico, con Redentore, e anche utilizzando tecnologie che al momento non esistevano, come il Green Pass. La festa del Redentore si è fatta con il Green Pass, quando ancora a Roma non si conosceva il funzionamento del Green Pass, e quindi vuol dire che c'è la voglia di ripartire. Però c'è anche molta preoccupazione, perché l'inverno è ancora lungo. C'è il carnevale, che per noi è un momento molto importante, che rischia di essere diverso dal carnevale normale che ovviamente conosciamo, e quindi molta preoccupazione, considerando poi che c'è il tema della cassa integrazione Covid e della FIS per le strutture alberghiere e dei ristoranti che si occupano appunto di turismo, per le quali c'è ancora molta incertezza su quanto durerà ulteriormente la cassa integrazione, quindi c'è un po' anche lo spettro licenziamenti che aleggia. Ecco, c'è stata anche una proposta dello spostamento del carnevale, dello spostamento del carnevale di Venezia in estate. Secondo lei sarebbe fattibile? No, non avrebbe senso, perché l'estate è già ricca di eventi e rischierebbe di snaturare o di far diventare il Carnevale di Venezia in qualche modo una manifestazione non più internazionale ma qualcosa di localistico. L'impegno del Comune c'è invece per far sì che si possa comunque parlare di Carnevale, che non escano messaggi che Venezia annulla il Carnevale per paura appunto dell'incertezza, ma l'impegno è per organizzare un Carnevale con quello che sarà possibile fare, quindi neanche
è pensabile 50.000 persone in piazza San Marco assembrate. Quello che però sarà possibile fare, ovviamente con tutte quante le disposizioni del caso, possono essere degli eventi nei palazzi, degli eventi negli hotel, delle manifestazioni anche in alcuni luoghi con afflussi controllati, ovviamente l'utilizzo di Green Pass e di tutti gli strumenti che sono sul tavolo. Però ecco, l'importante è che il messaggio che passa, che debba passare appunto a livello internazionale, è che Venezia non ha timore di mettersi in gioco per organizzare in sicurezza eventi, come abbiamo fatto nel 2021, in cui Venezia ha saputo organizzare in totale sicurezza eventi di prestigio internazionale, Mostra del Cinema, Biennale, Salone Nautico e Redentore ad esempio, o le sfilate di moda. Ecco, Assessore, mi scusi, quindi insomma non viene presa in considerazione la proposta dei medici di famiglia di Stefano Rigo, che è referente territoriale della Federazione Medici di Medicina Generale, di eventualmente, vista la pandemia, di spostarlo a un'altra stagione? No, come dicevo, giustamente i medici si preoccupano che possa essere un carnevale, tra virgolette, tradizionale, con assembramenti, con feste nei campi o con calli ricche di turisti senza mascherina, tutt'altro. Quindi nessuno pensa di organizzare un carnevale, tra virgolette, amico del Covid. Quello che però vogliamo organizzare è la narrazione di una città che questo carnevale in qualche modo lo farà con le disposizioni del caso, con gli strumenti del caso, ben sapendo che il Comune di Venezia da sempre è un comune molto attento alle procedure anticontagio, tant'è che Venezia per fortuna ha sempre navigato sotto la media nazionale in termini di contagi, e questo è appunto anche un motivo di garanzia. Aver organizzato eventi tutta la scorsa estate in maniera responsabile, sicura e con tutti gli accorgimenti del caso è il miglior biglietto da visita per dirci tranquilli nel pensare di organizzare qualcosa. Ovviamente tutto dipende dall'andamento della pandemia. Se ci trovassimo tra un mese a avere a che fare con dei numeri impazziti, con un contagio dilagante e con una situazione ingestibile, saremmo noi stessi in primis a rivedere la posizione. Però ecco, ad oggi il messaggio che deve passare anche all'estero è che Venezia il suo carnevale lo celebrerà, diversamente dal 2019, con tutte le misure di sicurezza del caso e con grande responsabilità. Senta, tornando un attimo a parlare di turismo invece, manca il turismo straniero e mancherà il turismo straniero per i prossimi mesi. Questo insomma è un dato di fatto. Sì, anche per questo vede è importante raccontare una città pronta a ripartire non appena possibile. Se noi annullassimo oggi il carnevale, il messaggio che uscirebbe nel mondo è che Venezia è una città insicura, che Venezia è una città chiusa e quindi faremo molta fatica a ripartire ad aprile con la Biennale. Quello che vogliamo fare invece è continuare la narrazione di una città aperta, sicura, con contagi assolutamente bassi e sotto la media, in grado di organizzare la vita dei cittadini e dei visitatori in modo assolutamente sicuro. Quindi anche il carnevale vuole essere uno strumento di comunicazione più che uno strumento per attrarre chissà quali masse, visto che non è possibile pensarlo. Però ecco, vuole essere uno strumento di comunicazione potentissimo per far sì che ad aprile, vuoi con la stagione primaverile, vuoi con il classico andamento della pandemia che ormai conosciamo e quindi con il calo e con l'arrivo poi dell'estate, si possa essere prontissimi a ripartire come lo scorso anno. Ecco, lo scorso anno abbiamo salvato la stagione anche grazie all'attività di comunicazione che abbiamo fatto partire già col carnevale scorso, che era un carnevale cosiddetto digitale, trasmesso in tutto il mondo e che ha avuto la possibilità di raccontare la bellezza di Venezia attraverso la tecnologia. Quest'anno ovviamente la parte digitale resterà in piedi perché ormai è parte della nostra vita. Proveremo ad affiancarci, se sarà possibile, qualcosa anche più fisico, in presenza. È evidente, senza assembramenti, senza alcun tipo di fattore di rischio per la nostra cittadinanza. Senta, invece è arrivato il freddo, arriverà anche di più freddo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, hanno detto, insomma, a livello invece di persone insomma, più sfortunati, senza tetto, vi siete già organizzati? Sì, il Comune di Venezia da ormai molti anni ha messo in piedi un servizio, si chiama Piano Freddo, che prevede per tutte le persone senza dimora in strada nel nostro comune la possibilità in primis di avere dei posti aggiuntivi in alcuni dormitori della città, in particolare presso la Casa dell'Ospitalità, dove ogni sera facciamo ovviamente il tampone, tutto quanto il cosiddetto triage, e sulla base del quale poi eventualmente riusciamo anche a individuare delle positività tra la popolazione senza dimora e metterla ovviamente a riparo nei Covid hotel per evitare che
che loro possono avere delle conseguenze negative su loro stessi e viceversa possono anche essere elemento di contagio ulteriore, mentre accogliamo tutti quelli che ovviamente chiedono di essere accolti presso il dormitorio con dei posti aggiuntivi, con la prima colazione e poi con ritorno la sera dopo la cena. E poi c'è il tema delle 2 unità di strada, quindi un gruppo di persone, di operatori formati e pagati dall'amministrazione comunale che ogni sera escono appunto o per strada o per le calli, perché c'è un'unità a Mestre e una in centro storico, per offrire sostegno, assistenza e aiuto a quelle persone che scelgono di non recarsi presso il dormitorio per 1000 motivi. Sapete che la popolazione senza dimora è varissima, è impossibile considerarla come un'unica categoria e quindi ogni persona ha una sua storia, ha una sua vita, ha un suo modo di vedere le cose e quindi dobbiamo riuscire comunque a dargli un'assistenza anche se non vuole saperne di dormitori o di accoglienza in qualche posto. Quindi coperte, bevande calde, dispositivi scaldacorpo, tutto quello che può servire alle persone senza dimora per evitare di avere conseguenze negative dallo stare al freddo. Ecco, Capodanno è finito, insomma ci sono state le feste in piazza, c'è stata anche una sorta un po' di polemica perché dicevano insomma sono girati dei filmati di una San Marco piena di gente. Ma la polemica ormai è tipica dell'opposizione a Venezia, cioè più che fare proposte aspettano solo di trovare una cartaccia per strada, fare una foto e pubblicarla sui social. Ormai siamo un mondo un po' così, più col naso sui social che per cercare di affrontare insieme la pandemia. Da questo punto di vista quindi la polemica è rispedita al mittente, ovviamente c'è massimo controllo e massima anche serenità nel controllare però e non creare panico. All'aperto persone con mascherina a Capodanno perché si sono recati in piazza San Marco per farsi gli auguri di Capodanno, ecco, non vuol dire catastrofe nazionale, quindi va anche dato giusto peso alle cose, perché se noi facciamo allarmismo su ogni cosa poi la gente non ci segue più neanche sulle cose serie, neanche sulle cose veramente importanti. Quindi ecco, gridare al lupo poi sappiamo come finisce quella favola. Ci vuole anche una comunicazione che non esasperi, che dia messaggi chiari, univoci, con grande serenità. Servono i vaccini, servono le precauzioni, servono le mascherine, serve il Green Pass, serve il distanziamento all'interno dei luoghi chiusi, servono una serie di situazioni che ormai ben conosciamo, però ecco, non fa bene al Paese, non fa bene alla nostra regione, alla nostra città alimentare polemica su ogni cosa, come se ci sia una specie di morbosità nell'andare in giro a fare foto a 2 persone troppo vicine e pubblicarla sui social. Ecco, non è un clima da Paese responsabile, è un clima da Stato di polizia che penso non faccia bene e non renda onore a tutte le persone che invece si attengono scrupolosamente, responsabilmente alle misure di prevenzione del contagio. Fra l'altro, insomma, lo stesso sindaco Brugnaro, ma anche tutta l'amministrazione ha sempre detto, insomma, Venezia deve ricominciare a vivere, si deve tutti, non solo Venezia, ricominciare a vivere. Noi abbiamo 2 pandemie in corso, forse 3. La prima è quella sanitaria, che già ben conosciamo. La seconda è quella energetica. Se ne parla pochissimo. Noi ormai i telegiornali, per 3/4 dei telegiornali nazionali parlo, perché giustamente Antenna 3 poi ci aiuta molto invece a conoscere il territorio e le storie, ci raccontano di numeri, bollettini, contagi, numero di vaccinazioni, che è tutto utilissimo, ma al cittadino sapere che abbiamo fatto 1.100.000 vaccinazioni cambia relativamente. Quindi dovremmo anche raccontare altre 2 pandemie che sono altrettanto importanti, che sono quella energetica. Noi oggi siamo davanti a un prezzo per l'energia impazzito, che ha come sicuro bersaglio le famiglie, e lo vediamo in bolletta, ma come bersaglio ancora più, tra virgolette, fragile, le imprese, artigiani, tutto il tema della filiera industriale del nostro Veneto, i nostri capannoni meccanici, le fornaci di Murano, sono attività energivore, le falegnamerie, ecco, tutte queste in questi mesi soffriranno tantissimo, molte chiuderanno, molte preferiscono chiudere la fabbrica, non accettare ordini piuttosto che produrre in perdita o con prezzi che non riescono a fare. Cioè oggi l'impresa non riesce a fare un preventivo credibile perché gli cambiano i prezzi per l'energia e per le materie prime, conseguentemente, in maniera impazzita. La terza pandemia è quella sociale, siamo davanti a una grossa crisi economica, adesso che verranno meno molti ammortizzatori sociali ma il Paese non è ripartito, ecco, avremo a che fare con numeri pazzeschi di situazioni legate ai licenziamenti, agli sfratti e alla situazione sociale. Noi in Comune stiamo pensando a un piano triennale di parecchi milioni di euro
risorse comunali per accompagnare queste persone in difficoltà, sapendo la grossa fatica che anche i comuni stanno facendo. Quindi sono 3 pandemie e sarebbe opportuno che ci concentrassimo su tutte e 3. Certo. E quindi per quello ogni tanto mi arrabbio quando qualcuno non capisce in opposizione in consiglio comunale o nei partiti per soli scopi politici che sì, è vero stare attenti al metro di distanza, dobbiamo farlo assolutamente tutti insieme, ma è altrettanto importante già programmare la ripartenza, perché quando sarà possibile dobbiamo assolutamente ripartire e provare a convivere con questo virus, perché ormai sono 2 anni che questo virus c'è. È un virus che ha avuto anche varie mutazioni, varie vite, si è indebolito, è ricresciuto, è tornato a indebolirsi. Ecco, è impensabile che noi torniamo a nuovi lockdown strutturali, l'economia non reggerebbe, il paese non reggerebbe, quindi serve responsabilità ma anche equilibrio. Serve guardare al rispetto delle misure di sicurezza con estrema cautela, io sono molto rigido su questo anche con me stesso e per la mia salute evidentemente, ma serve anche avere l'equilibrio di non considerare tutto in maniera ugualmente allarmistica. 2 persone che si avvicinano con la mascherina, ecco, non devono essere messe all'indice nei social come se fossero dei delinquenti patentati. Quindi ci vuole un po' di equilibrio, c'è un po' di schizofrenia nel paese che credo debba essere affrontata con serietà, equilibrio, misura e scienza. Ecco, lei perché prima... la scienza poi ci dice cosa fare. Ecco, Assessore, lei prima ha parlato di crisi energetica, ha parlato di quello che accadrà e quello che sta accadendo nelle bollette poi dei cittadini, in un momento già di grande crisi, l'abbiamo detto più volte, una situazione difficilissima, soprattutto per i cittadini, ma anche per le imprese, perché lei diceva appunto già ci sono molti che chiudono e il rischio è davvero di vedere altre chiusure nuove. Sì, voi pensate a un caso particolare che è particolarmente energivoro, che è quello del vetro di Murano. Adesso, a parte 2 importanti sostegni della Regione che ringraziamo e del Governo con un piccolo fondo, ecco, le fornaci di Murano consumano tantissima energia e con questi prezzi e con i prezzi che verranno nei prossimi mesi vorrebbe dire per loro lavorare in perdita. Quindi molti probabilmente sceglieranno di chiudere le fornaci in assenza di aiuto, ma non solo le fornaci di Murano, che uno può dire il paese va avanti anche senza. Secondo me no, perché il Made in Italy è il nostro anche ambasciatore per vendere poi anche altri prodotti ed essendo veneziano per me il vetro di Murano è importantissimo. Però pensate solo anche alla siderurgia, a tutto quello che riguarda l'acciaio, la filiera dell'alluminio, la laminazione dei metalli, tutta una serie di attività molto importanti a grossa energia, il vetro per l'edilizia. Ecco, oggi chi sta restaurando una casa o un magazzino sa cosa vuol dire non avere le finestre, cosa vuol dire non avere le caldaie, cosa vuol dire non avere le travi, perché mancano le materie prime, perché o non arrivano dall'estremo oriente, perché c'è tutto un tema legato al trasporto marittimo, al prezzo dei noli, alle catene di fornitura bloccate, o perché le nostre aziende sono in grossa difficoltà a produrre con questi prezzi. Quindi ecco, servirebbe un piano nazionale per l'energia e per la catena almeno dei settori principali, perché non possiamo essere sempre esposti agli umori della Cina o dell'Oriente quando ci devono mandare poi materiali per costruire le nostre case. Parlando anche del reddito di cittadinanza, sono stati scovati, ne parlavamo anche poco fa, parecchi furbetti del reddito di cittadinanza, anche nel veneziano. Sì, noi siamo molto convinti che serva una misura per combattere la povertà. Molte famiglie oggi vivono grazie a questo tipo di misura o delle misure prima che sostenevano le famiglie in questo percorso davanti alle loro difficoltà, ma che questa misura non possa però rivelarsi un premio a chi decide di non far nulla. E quindi dobbiamo distinguere molto bene il nucleo familiare in difficoltà e che ha bisogno a quello che ci prova a fare il furbetto oppure percepisce il reddito e magari ha 3 altri lavori la sera in nero attraverso la quale garantisce un certo tipo di tenore di vita alla famiglia. Per questo ovviamente siamo davanti a una normativa nazionale che è fatta male perché i controlli li fa fare dopo qualche mese ai comuni e perché non ha messo in funzione la parte di avvio al lavoro, cioè per almeno 1 anno e mezzo da quando è partita questa norma a firma Di Maio, ecco, le persone hanno percepito il beneficio economico senza avere alcun obbligo di attivazione col centro per l'impiego, con le agenzie per il lavoro e di in qualche modo mettersi in moto per cercare un'alternativa all'essere a sostegno dello Stato. Questa misura non ha funzionato come si doveva, ha funzionato solo la parte di erogazione del denaro e ha funzionato anche male perché
hanno trasmesso i dati ai comuni con un anno di ritardo e i comuni hanno dovuto fare i controlli su dati di un anno fa e a far fronte a una mole di domande significativa. Il Comune di Venezia nel corso del 2021 ha messo in piedi una grande task force, forse uno dei primi grandi comuni in Italia che ha fatto una cosa del genere, per scovare tutte le irregolarità nelle domande, perché la domanda la fai all'INPS, poi l'INPS trasmette ai comuni e ai centri per l'impiego i vari fascicoli e i comuni devono fare le verifiche. Anche questa è un'anomalia, perché in un mondo normale lo Stato, quando riceve la domanda, fa il controllo e poi eroga il contributo e non viceversa. Però invece noi eroghiamo il contributo e mandiamo ai comuni per fare la verifica. Il comune si è attrezzato, ha fatto le verifiche, ha scovato 130 nuclei familiari che hanno dichiarato il falso o che hanno compiuto irregolarità in fase di domanda, e quindi erano soldi tolti alle persone veramente bisognose e invece percepiti da chi non aveva diritto. Ha convocato circa 1200 nuclei percettori del reddito per verificare chi fosse veramente in difficoltà e affiancargli ulteriore aiuto da parte del comune in termini di percorso da fare verso l'inclusione sociale. Ha preso atto di quelli che non si presentavano e li ha comunicati all'INPS affinché decadessero dal beneficio, perché c'era cattiva volontà di fare un percorso con il comune, e ha avviato 150 persone ai cosiddetti lavori di pubblica utilità. Sono attività di, tra virgolette, volontariato che chi percepisce il reddito è tenuto a fare nei confronti dei comuni. E quindi noi abbiamo in qualche modo arruolato in questi mesi in alcuni settori le persone che percepivano il reddito, le quali anche molto volentieri si sono messe a disposizione, ad esempio per dare una mano a gestire le code nei centri vaccinali, a gestire le code fuori dagli uffici comunali durante la pandemia, quando non si poteva entrare in tanti negli uffici, a gestire il verde pubblico in alcuni luoghi, penso a Forte Marghera e penso in altre realtà, e quindi hanno in qualche modo messo in moto la loro attività per in qualche modo sdebitarsi nei confronti della collettività per il sostegno ricevuto. Altri non hanno voluto rispondere alla nostra chiamata o si sono rifiutati, e per questi interviene la decadenza dalla misura del reddito di cittadinanza. Ecco, Venezia è tra i primi comuni a aver messo in moto questo meccanismo strutturalmente, controlli a tappeto, colloqui a tappeto, per vedere veramente chi ha bisogno e aiutarlo ancora di più, e invece scovare chi ci ha approfittato delle risorse pubbliche e magari non ne aveva diritto. Credo che un paese equo questa sia la strada giusta. Grazie davvero, grazie Assessore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. E noi da Venezia ci spostiamo invece a Treviso, dove lo vedo già collegato con noi l'assessore al bilancio del Comune di Treviso, Cristian Schiavon. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno, dunque abbiamo parlato con l'assessore di Venezia di turismo, invece con lei parlerei anche dell'università, che è una delle cose più importanti anche per Treviso, e lei di questo progetto che è legato alle Stefanini. Sì, dice bene, è un progetto che nasce qualche tempo fa e si è colta l'opportunità. Le Stefanini necessitano di un forte restauro, perché da tanti anni che è una scuola con determinate problematiche, sismicità e varie. L'opportunità di trasferire le Stefanini presso il Turazza pone poi la possibilità di riutilizzare quegli spazi per un percorso formativo che vede interessata l'Università di Venezia. E di conseguenza da cosa nasce cosa, e quindi ci è venuto facile abbracciare questo nuovo progetto. Ecco, come tempistiche, avete un'idea? Allora, le tempistiche sono la prossima estate, quindi l'estate 2022, la possibilità di traslocare, quindi trasferire le 26, se non ricordo male, classi delle Stefanini presso il Turazza, e di conseguenza avremo 2 anni di lavori di rifacimento delle Stefanini, 2 anni di permanenza quindi al Turazza di questo complesso scolastico, e quindi nel 2024-2025 la possibilità di far atterrare al Turazza l'università. Ecco, rimanendo sempre in tema di scuole, parliamo delle scuole paritarie, sono stati confermati i contributi. Allora sì, è stato un progetto di questa amministrazione
e con orgoglio, nonostante le difficoltà dei prossimi anni, il contributo alle scuole paritarie viene visto riconfermare la somma di 900.000 euro. Per noi questo è stato un grande obiettivo, un bello obiettivo, perché aiutare le scuole paritarie vuol dire aiutare anche le famiglie. Ricordiamoci che nel 2018 i contributi erano previsti in 600.000 euro ed è stata volontà dell'amministrazione poterli portare a 900.000 euro. Quindi nel prossimo triennale i contributi sono di 900.000 euro. Se torno un attimo anche ai lavori delle Stefanini, è un impegno di oltre 4 milioni che verranno riversati sempre al mondo della scuola nei prossimi 4 anni. Quindi è un'amministrazione che va verso le famiglie, verso la scuola e la possibilità di dare uno sviluppo culturale alla città non indifferente. Ecco, lei parlava di difficoltà anche nei prossimi anni perché insomma nel bilancio si evidenziano minori entrate per quanto riguarda proprio i prossimi anni. Sì, abbiamo portato il triennale in Consiglio Comunale un paio di settimane fa, prima di Natale, e purtroppo le prime avvisaglie del prossimo triennale vedono circa 4 milioni di entrate minori tra sanzioni del codice della strada e le antenne che purtroppo hanno cambiato la normativa e di conseguenza da un canone che si passava si andrà semplicemente a una tassa, chiamiamola così, sull'occupazione del suolo pubblico. Questo avrà sicuramente un impatto non facile da superare oggi, però il nostro ottimismo e la nostra volontà di fare le cose per bene o di mettere a fuoco i progetti non ci impedirà di proseguire con tutta una serie di attività che l'amministrazione ha in essere. Ecco, parlando di contributi, ma a livello di investimenti invece come è messo il comune l'amministrazione di Treviso? Beh, gli investimenti sono tanti. Abbiamo adesso tutta una serie di valorizzazioni con il PNRR, quindi tutta una serie di progetti che stiamo portando avanti. Mi viene in mente uno dei primi investimenti che vedremo in città, è la rotonda Silvana, è uno snodo importante, insomma, che vede collegare Carbonera e tutta quella cerchia di strade con la città, quindi anche dare respiro a via Zanella e a viale Brigata Marche non è indifferente. Mi viene in mente poi l'attuazione di tutte le piste ciclabili che stiamo portando avanti. In Viale Europa in questi giorni si vedono nascere queste piste, quindi gli investimenti ce ne sono tanti. Lo stesso Stefanini che dicevo prima vede un bel investimento. Il teatro è pur sempre un investimento patrimoniale della città che negli ultimi 2 o 3 anni ha visto risorse non differenti. Stiamo procedendo poi con tutto un ammodernamento anche informatico del sistema dell'amministrazione per dare efficienza e quindi è chiaro che vorremmo fare di più, però con quello che abbiamo messo in essere negli ultimi 2 anni e quello che abbiamo in mente per i prossimi anni, insomma, vedo delle cose molto positive per la città. Senta, parlavamo anche con l'assessore Venturini prima, lui diceva giustamente ci sono tanti tipi di pandemie, non solo quella sanitaria ma quella economica, e parlava anche della crisi energetica che comporterà davvero grossi problemi non solo per le famiglie ma anche per le aziende e per le imprese. Sì, è una crisi che vede a 360 gradi toccare tutte le tasche. Anche le tasche dell'amministrazione vedranno e ne risentiranno di questi aumenti. È chiaro che purtroppo non abbiamo le mani legate perché il costo dell'energia non dipende da un'amministrazione o da una famiglia. Purtroppo questi sono utenti finali e si vedono riversare nelle bollette questi aumenti. È anche vero che il governo qualcosa l'ha già fatto e mi sembra si stiano adoperando affinché anche gli oneri di sistema cerchino di mitigare
l'aumento dei costi delle bollette, ripeto, a 360 gradi, perché famiglie, imprese, amministrazioni debbano avere qualche euro in più, in molti casi anche centinaia di euro in più, che poi verranno riversati nel sistema. Questo aumento sicuramente non fa piacere a nessuno. E quello che io andrò a spendere di più per le bollette, parlo anche delle famiglie, mi vedrà riversare meno denari in un'economia circolare che può essere quella territoriale. Speriamo in benefici e abbattimento di costi, perché sarebbero ben accetti da tutti. Senta, invece è passato il Natale, è passato il Capodanno, abbiamo visto una Treviso davvero rinata e viva, insomma, con la gente che aveva veramente voglia di tornare in piazza, di camminare, di passeggiare, insomma è tornata la voglia della socialità. Decisamente, anche perché siamo al terzo Natale come amministrazione e crediamo molto che in questo periodo dell'anno, insomma, si debba dare sfogo a gioie, a sentimenti che vanno oltre stare a casa a fare gli acquisti. Una passeggiata in città sicuramente aiuta a vedere della gente, a poter rivedere magari amici o a socializzare con tutte le accortezze possibili, anche con, chiamiamolo così, lo stop agli eventi in piazza. Nonostante tutto, la gente, per come l'ho vista io, si è vista responsabile, si è vista mantenere sempre un livello di etica sociale, etica morale, etica sanitaria, affinché si potesse uscire senza andare incontro a pericoli particolari. Senta Assessore, ormai ci avviciniamo alle 6 di gennaio e insomma tutti di solito, insomma, soprattutto qua a Treviso ci si aspetta il Panevin, che non ci sarà perché per via del Covid sono stati annullati, quindi come sarà secondo lei questo 6 gennaio? Ma sarà un 6 gennaio diverso dal solito, insomma, anche l'anno scorso penso che ci sia stata la mancanza in molti angoli della nostra regione, per una tradizione che appartiene alla nostra cultura. È vero che mancando l'appuntamento non deve mancare però lo spirito di questo fine, di questa coda delle vacanze, e questo spirito di poter stare sempre uniti. Se non lo saremo attorno a un focolare, lo saremo attorno a un pensiero, insomma. Uno sforzo penso sia necessario affinché questo virus possa scomparire il prima possibile. È chiaro che non sarà domani che potremo levare le mascherine, però se tutti ci adoperiamo e se tutti adempiamo alle regole sanitarie affinché questo virus se ne vada, insomma, o in un modo o nell'altro ce la faremo, insomma, e torneremo magari già il prossimo anno a vedere bruciare la cosiddetta vecchia. Grazie davvero Assessore, grazie per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante proprio di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, ora parliamo invece di tribunale, parliamo di processi, perché ieri c'è stato un duro sfogo del procuratore reggente di Treviso, De Bortoli, che ha parlato di processi calendarizzati. La gran parte, dice De Bortoli, di questi procedimenti va verso la prescrizione. Sentiamo. Devono essere tutti consapevoli che se la giustizia non funziona è chiaro che poi la criminalità ne può approfittare. E un territorio in cui i malviventi pensano di poterla fare franca diventa più vulnerabile. È una dura presa di posizione quella del procuratore reggente di Treviso, Massimo De Bortoli, di fronte alla calendarizzazione, addirittura al 2024, di una grande quantità di processi da parte dei GIP. Si tratta per lo più di reati minori, che sono spesso però anche quelli che interessano maggiormente la quotidianità dei cittadini. Questo significa che i dibattimenti, le istruttorie dibattimentali potranno iniziare a fine 2024, se non addirittura all'inizio del 2025.
il che comporta ovviamente delle conseguenze molto serie per quanto riguarda il rischio di prescrizione dei reati. Mancano sostituti, il personale amministrativo è quasi dimezzato, ma in difficoltà è anche il tribunale. Sono pochi anche i giudici. De Bortoli parla di barca già affondata. Stavamo cercando di tenere a galla questa barca che c'è nel nostro ufficio, ma a questo punto devo dire che con la situazione che abbiamo l'ufficio in queste condizioni non può andare avanti. Poco prima di Natale il procuratore ha messo nero su bianco la lunga lista delle difficoltà scrivendo una lettera alla Procura Generale di Venezia. Ho segnalato questa situazione al procuratore generale, il quale mi ha comunque già assicurato che interesserà, forse l'ha già fatto, interesserà il Ministero, perché la situazione qui a Treviso è insostenibile. Tra l'altro abbiamo un'ispezione ministeriale che adesso è imminente e spero che almeno da questa ispezione possa finalmente emergere qual è la situazione che non esito a dire drammatica, insomma, di questo ufficio, insomma, della Procura. E rimanendo in tema di tribunale, di processi, perché ha trascorso le feste di Natale e Capodanno in carcere Walter Onichini, ve lo ricordate, il commerciante di carni di Legnaro che sparò e ferì il ladro che era entrato in casa sua. La moglie Sara lo sente ogni giorno e ringrazia quanti sostengono la causa della loro famiglia attraverso le pagine di Facebook. Veniamo. È stato un Capodanno molto amaro, perché comunque la nostra famiglia non era al completo, perciò ne abbiamo risentito. Ha passato il suo primo Natale, il primo Capodanno in carcere a Venezia, Walter Onichini. La richiesta di grazia presentata al presidente Mattarella per ora è ferma. No, segnali non ne abbiamo ricevuti, anche perché di per sé non so bene come funzioni l'iter e quanto tempo ci voglia perché arrivi poi in mano effettivamente al presidente, quindi non abbiamo ancora idea se effettivamente sia già stata letta o non letta. Poi ci troviamo comunque in un momento un po' particolare perché sono gli ultimi mesi di mandato, quindi probabilmente passerà al prossimo. È pronta a inoltrare la richiesta di grazia anche il nuovo Presidente della Repubblica e continua a difendere il marito Sara Scolaro, che le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, che lo scorso settembre ha portato in carcere il marito per aver ferito un ladro albanese appena entrato in casa sua per rubare, le ha lette, ma non tutte. Credo che Walter sia un po' un capro espiatorio, credo che sia un segnale che si vuole mandare. Ma allo stato dei fatti non possiamo più farci niente, ormai questa sentenza è passata in giudicato, perciò possiamo solo pensare ad altre cose adesso. Attorno al marito è cresciuto affetto, racconta Sara Scolaro, che vede crescere di giorno in giorno i sostenitori della pagina Facebook. Intanto i colloqui sono quotidiani, ma il Natale è stato difficile. Ci sentiamo tutti i giorni per 10 minuti perché con i bambini comunque ci è concesso sentirci. L'ho trovato molto un po' provato, un po' giù, perché ovviamente il periodo natalizio comunque amplifica molto la sensazione, no, di essere senza la famiglia, di una mancanza che si sente parecchio. Ecco, però sono passate anche queste feste. Ed ora invece torniamo a parlare delle mascherine FFP2 che avete sentito anche il Presidente Zaia ma anche la nostra Chiara Gaiani che è andata proprio in una farmacia di Padova, il prezzo è calmierato proprio per aiutare le persone e garantire le persone della massima sicurezza, quindi lo possono comprare con un prezzo sicuramente più appetibile, ma con il decreto di Natale è entrato proprio in vigore l'obbligo di indossare le FFP2 anche sugli autobus e treni. Fra l'altro il 10 gennaio dovrebbe partire la scuola, quindi anche questo per gli studenti, e noi siamo andati a vedere e a sentire i cittadini proprio se erano al corrente di questa misura e se si sta già rispettando questa norma. Sentiamo. Lei se la sta mettendo adesso, quindi in treno o autobus? Treno. Quindi era già preparato, se l'è comprata prima ce l'aveva già? Ne ho due, tre ne ho in tasca, guarda. Ecco, questa per le cose rilassanti, questa per le cose impegnative. Treno? Milano Centrale. Quindi era preparato?
tutto preparato. Dentro ci sono stati controlli, controlli efficaci, tutto. Ci sono stati dei disguidi, ma risolti in modo celere. Avevano tutti la FFP2? 2 o 3 no. Eravate preparati? Sì, assolutamente. L'avete comprata all'ultimo, ce l'avevate già a casa? No, ce l'avevamo già a casa. Abbiamo preso un po' di pacchi così da tenere di scorta. Respirare dà un po' fastidio, però si fa, nel senso, se serve. Siete dotati di mascherina FFP2? No, solo questa qua. E lei deve prendere il treno? Sì. E come fa senza? Non sapevo che c'era la FP2. C'è l'obbligo adesso? Sono contento. Vediamo cosa dicono. Ho mandato mia figlia che arriva da Bologna con la mascherina FFP2, quindi tutto a posto. Ed ora parliamo invece degli infermieri. A gennaio i professionisti saranno in piazza, gli infermieri vicentini gridano la loro rabbia, dice siamo stati dimenticati dalle istituzioni. Infermieri sul piede di guerra annunciano lo sciopero per fine gennaio, 22 mesi di pandemia in cui non si sono risparmiati. Essere dedicati agli altri non è bastato, dice il segretario del Nursind vicentino, che sottolinea come la sospensione di 150 infermieri non vaccinati sul territorio vicentino abbia comportato un ulteriore aggravio di lavoro al personale di servizio costretto ad affrontare una campagna vaccinale senza precedenti e un tracciamento di positivi e dei contatti sempre più complesso. Noi chiediamo che l'indennità infermieristica venga inserita prima del contratto, che è possibile con una modifica legislativa, di cui c'era già un emendamento nella legge finanziaria, ma il governo, se vuole, è ancora in tempo, perché non esiste solo la legge finanziaria ovviamente. E poi ci aspettiamo che la programmazione delle sedi e delle quantità di infermieri che vengono formati per il prossimo futuro siano più numerose. Professionisti in prima linea che si sentono dimenticati dalle istituzioni e che ricordano i deceduti sul campo della pandemia. 90 morti e 130.000 contagiati a livello nazionale in questi 22 mesi. La misura per noi è colma, le istituzioni non hanno risposto, ora faremo noi sentire la nostra voce con uno sciopero verso la fine di gennaio. Ed ora parliamo dell'acqua alta a Venezia, insomma previsto, l'avevamo sentito anche nelle previsioni del tempo, previsto maltempo nelle prossime ore ed il passaggio della perturbazione sull'Italia prevista quindi da domani comporterà il possibile ritorno dell'acqua alta sulla laguna di Venezia, lo indicano i modelli elaborati dal tavolo tecnico per le previsioni composto dal centro maree del comune. I modelli operativi dei 3 istituti portano alla indicazione del possibile livello di 105-115 centimetri di marea dalle ore 11:40 di domani. Dunque questa è la notizia di Venezia. Noi siamo arrivati davvero al termine di questa nostra prima edizione e ringrazio ovviamente i registi che ci hanno seguito passo dopo passo, Tony Esposito e Simone Merlo. A me non rimane che davvero salutarvi, grazie davvero per averci seguito e arrivederci.